Sì, avete ragione, ma sono i minuti di recupero, giustamente. Vai, cominciamo. Esattamente. Vedi? Ma perché allora sì, il fluido.net Kvicha Kvaratskhelia. Kvicha Kvaratskhelia. Quelle pizze diventano 2, quelle vene passano a 2. Dai. Perché l'atteggiamento che va oltre qualsiasi tipo di più rosea aspettativa. Io sono troppo contento, mamma mia. Vado in difficoltà e se è vero che dicevo le bandiere col 3 non è il caso, aspettiamo, perché avete tutta questa fretta, c'è anche il discorso di chi non ha tempo e quindi fa vincere di godersi il percorso il più possibile, chi non ha tempo così, ma tenete d'occhio il fluido.net, questo vi posso dire. Terrete d'occhio il fluido.net perché non si può mai sapere cosa può succedere. Mi sto organizzando. Kvara con un nuovo taglio di capelli, esattamente, è proprio vero. E volevo salutare l'amico, adesso vi saluto tutti, ecco qua, Blackish, no, al centro del discorso, ma sì, tutti al centro del discorso, poi è solo una questione di veramente casuale, che alle volte leggo un messaggio, ne leggo un altro, ma siete tutti i miei, siete la mia community straordinaria e bellina, e devo subito ringraziare Tore Falanga che in pre-live non mi fa mancare il suo supporto e il che fare musicale, quindi lo capisco benissimo. Lasciano il like preventivo ed un TVB a chi rosica fortemente perché non ammette che una squadra non strisciata sia vincente. E va a tutti quelli che poi capiteranno su questo canale a lurcare, a cercare, perché poi c'è sempre una buona fetta di tifosi del Napoli, poi c'è una fetta di tifosi di altre squadre che comunque apprezzano e noi li apprezziamo se sono sportivi, poi c'è una fetta che io alla volta mi dimentico. Diego, adesso arrivo subito da te. C'è una fetta di tifosi che ogni tanto io me li dimentico perché talmente che sono orgoglioso della mia community pulita, intelligente, con una certa cultura, che mi dimentico che i social invece sono pieni di immondizia, di gente che non si prende la responsabilità, che dietro a un nickname scrivono la qualunque e me lo dimentico. E ogni tanto su qualche short, su qualche cosa arrivo, voi dovete seguirvi gli short perché poi lì ci sono meno commenti di solito rispetto ai video lunghi normali che sono pieni di considerazioni. Ogni tanto c'è qualcuno che merita un TVB, ma merita solo un TVB perché è inutile cercare poi di ragionarci con questi qua. Diceva Winston Churchill: non metterti a discutere con un idiota perché l'idiota ti porta sul suo campo di battaglia e ti batte con l'esperienza. È proprio così. E saluto Roberto De Sena. Ciao Valerio, saluti da Torino, da me e dall'amico bellino Alessandro Fiori. Il Napoli dal vivo è ancora più spettacolare e ho visto il video e siete troppo belli. Se lo dite voi, lo dite tu, pure io. Testa alla Champions, ovviamente Nicola, sì, però prima testa, perché poi adesso c'è la sosta con la testa siesta delle nazionali, dove ci stanno un sacco di nazionali che devono giocare, giocatori del Napoli che giocheranno le loro nazionali, e poi si ricomincerà con il Milan. Ma calma assoluta, perché la presunzione è dietro l'angolo, ma Spalletti lo sa fare. Spalletti ci sa tenere alla grande.
possiamo cavarlo Kvaratskhelia. Chivo Muro, sì ragazzi, allora incalzatemi, incalziamoci, ne parleremo con grande soddisfazione, anche perché il Torino, guardiamolo un attimo, bisogna dare al Torino quello che è del Torino. Io mi sento di fare i complimenti perché è una squadra che sappiamo, no? Le squadre di Juric sono fallose e le cose varie, hanno incontrato un arbitro che onestamente ha fischiato tutto, ha fischiato minimi contatti e ha mantenuto, devo dire la verità, un equilibrio per tutta la partita, fischiando da una parte e dall'altra tutti i minimi contatti, quindi c'è stato un arbitraggio coerente per 90 minuti. Questo poi non nega che il Torino dopo l'1-0 crea delle cose e il Napoli è stato in difficoltà e ha dovuto saper soffrire, perché il Torino arriva a crearli 1,42, un gol probabilmente lo meritavano sicuramente, non lo so, però lo potevano meritare. Hanno creato, hanno messo in difficoltà un pochino Meret, un pochino di difficoltà venivano dalla fascia sinistra loro. Però il Napoli quest'anno, vedi, 2,67, vuol dire che se fai 4 gol creando 2,67 sei più cinico. Si è alzata vertiginosamente la percentuale realizzativa del Napoli, quindi non dobbiamo tirare 500 volte per farne uno, alle volte basta tirare di meno e si segnano tutte. Perché? Perché c'è quella fame, c'è quella voglia, c'è quella convinzione, c'è il concetto di farlo subito il gol e poi dopo si vede, e poi dopo si gestisce, un po' come Spalletti ci comunica con le sue formazioni, mettiamo la migliore e poi dopo si gestisce, non pensa a Kim con l'ammonizione, con la diffida, non pensa a Osimhen con la diffida, non pensa alle prossime partite, con la sosta c'era anche da aspettarselo. E quindi andiamo a leggere tutti i vostri messaggi, per prima però dico pugliese. Il Napoli quest'anno vince il campionato e questa è una risposta perché a fine partita sono andato sul gruppo di abbonati e ho detto ragazzi mi sa proprio che quest'anno lo vinciamo, non che lo stiamo scoprendo adesso, però quando vai in trasferta a Torino e ti imponi così tanto dopo che chi l'ha vista e chi non l'ha vista, chi ha guardato solo il risultato, Udinese-Milan finisce 3-1, è una bella risposta del campionato, perché dice vabbè ti potresti anche abbassare, rilassare un attimo, ma dove c'è il rilassamento quando io vedo all'80esimo, all'88esimo, al 90esimo ancora pressare a tutto campo? Sul 4-0 non c'è niente più in pericolo. Vi ricordate come il Napoli ha staccato la spina con il Liverpool una volta che era sicuro di arrivare primo in classifica in Champions League nei gruppi? Lì staccando la spina arrivarono quei 2 gol. Ecco, oggi mi sento di dire che probabilmente quei 2 gol presi indolori, perché ci hanno comunque portato avanti come primi, quei 2 gol secondo me Spalletti li ha usati bene con la squadra, dicendo guardate che succede se si stacca la spina un attimo, non voglio proprio sentirlo più parlare. Il Napoli era amareggiato, il Napoli non aveva festeggiato perché voleva vincere anche la partita con il Liverpool inutile. Questo è il Napoli indistruttibile, indissolubile, impompierabile. Questa è veramente poi la differenza grossa che ci sta quest'anno, veramente meraviglioso. Buonasera a tutti ragazzi, vi bacio, lasciate i like, lasciate un attimo i like, non vi dimenticate. Osi Drago a 2 teste, Di Lorenzo extraterrestre, Caravaggio dipinge calcio, Kim muro di Berlino, Lobotka meglio di Fellini. È bella, sicuramente è bella, sì. Drago a 2 teste perché fa 2 gol di testa e sta diventando sempre più immarcabile di testa Osi. Di Lorenzo ovunque. Di Lorenzo ha avuto un pochino di difficoltà in fase difensiva, però poi lo perdono perché il gol, quello bello, quello che porta alla collettività, no? Anghissà che fa con la rovesciata, Di Lorenzo che taglia tutto il campo verso la sinistra, si fa tutto il campo perché oramai è un centrocampista centrale, mezza punta, trequartista, e poi si sviluppa con il tacco di Kvara, il cross di Olivera, si perdona anche il capitano. Caravaggio dipinge calcio.
anche il colpo di tacco, oltre al rigore che si procura e che sei. Kim, muro di Berlino, Kim gli darò 8 domani, ve lo dico subito, e sullo podcast non ci abituiamo, non ci siamo assolutamente abituati e continueremo ad incensarlo. Valeria, il manifesto di questa squadra sul 3-0 al 66esimo, Kim insegue 3 giocatori del Torino urlando in coreano: vi vengo a prendere a 1-1. La fine del gioco, del loro gioco, sta tutta qua. E mi fa piacere, Valeria, che tu sottolinei la partita di Kim, perché poi Kim era uno dei temi, essendo lui diffidato, ed arrivando la partita con il Milan, è chiaro che tu pensi, sai, Spalletti non lo toglie perché lo sapevamo che non l'avrebbe tolto. E lui che fa? Si mantiene un pochino? No, è pulito, non si mantiene niente, è andato tosto, deciso e comunque non fa mai foul. Veramente ha avuto un impatto, ha una mentalità, una mentalizzazione sto ragazzo pazzesco. Ovviamente voi mi incalzate anche sul derby. Io ho cominciato 3 minuti in ritardo proprio perché stavo finendo di vedere il primo tempo del derby romano, con una Lazio, insomma, stadio infuocato, Lazio che mi sembra in palla, che creano una partita molto intensa. C'è stato subito l'espulsione, l'ho vista questa roba qui, probabilmente un fallo che prima di cacciare il secondo, un fallo che ci sta da giallo probabilmente, però c'è sempre il retropensiero che per espellerlo, perché poi c'è pure Mancini, io espellerei Mancini già di ufficio subito rispetto ai Bagnets, però è una partita che adesso è diventata infuocata perché a ogni minimo contatto quelli della Roma aggrediscono l'arbitro, quelli della Lazio fomentati dallo stadio. È una partita tosta e voi mi darete sempre tutte le cose. Allora, e mentre cantavano napoletani, i nostri li purgavano con un gran gol orgasmo. Allora, questo ovviamente non lo so perché non l'ho sentita questa storia qui. Avevo letto però, Pio, di sportività fuori allo stadio dopo, quindi però non lo so perché a volte di fronte alle telecamere ci si calma e quindi magari se qualcuno era lì della TV e ha trovato dei momenti di sportività li benvenutiamo e le apprezziamo. Se invece durante la partita le solite cose, vabbè, non ci possiamo fare niente. Allora, come finisce Inter-Juve? Io credo che vinca l'Inter, non lo so, me la sento così, però non si può mai sapere. E andiamo a vedere, sono quelle partite da tripla, può succedere qualsiasi cosa. Ho riso tantissimo vedere quando le squadre allineate per lo scambio dei saluti, vedere Lobo quasi più basso del ragazzino che gli era stato affidato. A volte secondo me lo fanno apposta, ve lo ricordate, no? Spesso con Insigne gli davano proprio i ragazzotti più alti di tutti. E c'è un amico che anche su Instagram mi sta attaccando su cose belle che vi farò vedere domani. Nell'analisi tattiche iscrivetevi al canale, lasciate i like, ci stiamo proprio divertendo alla grande, le analisi stanno diventando sempre più folte, intense, 30 minuti l'una, ma non mi importa proprio. E una delle cose belle è il sorriso di Victor, che lo abbiamo visto in giro anche quando era in panchina, e anche quel sorriso col bambino vestito da Torino, da Torino con la maschera di Osi, e là è stato bello vedere il sorriso di Osi. Che meraviglioso regalo mi hanno fatto i ragazzi, niente di meno il Golden Dombele, 10 mesi di azzurro fluido, le zeppole, Peppe di Palma, e ne approfitto, grazie Peppe, perché così mi dai l'opportunità di fare gli auguri al mio babbo, a tutti i papà che sono qui all'ascolto, e non vi dimenticate di fare gli auguri ai vostri babbi se siete lontani da casa, l'avete fatto sicuramente. Adesso raggiungo Nunziante, e a tutti i Peppe, i Giuseppe, i Peppino e tutte le cose belline che zeppole di San Giuseppe, e andiamo a leggere ancora Nunziante Tiberio DKK. Che sono questi? Sono 50. Di DKK penso sia la moneta. Ti ringrazio, Nunziante. Purtroppo Kim non lo vedo al Napoli l'anno prossimo. Mi metto a piangere in un angolino. Nunziante.
temo insomma che sarà uno di quelli che potrebbe avere i fari puntati addosso, perché sta facendo un campionato straordinario. Ragazzi, pensate a una cosa, voi ricordatevi le parole di Spalletti. Quando Spalletti arriva con il Napoli che finisce quinto e quindi non in Champions, Spalletti dice ai ragazzi, dice, se non sono arrivate offerte per voi è perché non siete arrivati in Champions League. Le offerte non sono arrivate, facciamo quello che dobbiamo fare, ci stringiamo nel gruppo e va bene così. Quando il Napoli arriva in Champions già cominciano a guardarseli, perché tutti i direttori, non tutti sono bravi come Giuntoli che sanno trovare i giocatori in uscita, in crescita. Ci sono i grandi club che preferiscono andare sul sicuro e trovare i giocatori che già hanno overperformato e già hanno fatto bene nei 5 campionati top. Non c'è dubbio. Già si vanno a guardare le squadre che finiscono in Champions League, perché se le squadre sono finite in Champions League vuol dire che i giocatori hanno performato alla grande. Se ti serve un difensore, vai a vedere il difensore che all'Inter, il difensore se ci sta, vedi Skriniar, vedi eccetera. Quando il Napoli poi però fa queste cose, distrugge un campionato, ma secondo voi tutti i direttori sportivi stanno guardando da vicino tutti i giocatori del Napoli, non solo Kim? È chiaro pensare a Osimhen, è chiaro pensare a Kvara, è chiaro pensare a Lobotka. Bene aver visto il rinnovo di Lobotka, benissimo, benissimo, e speriamo si possa fare anche con i giocatori. Per esempio Kim ci dicono che abbia una clausola che è troppo bassa, poi dipende ovviamente da quale squadra è interessata, però speriamo di non dover piangere, perché veramente abbiamo trovato un muro difensivo e sarebbe proprio un peccato averlo per un anno solo. Capisco Osi, vi ripeto, e lo so che è difficile farlo, Osi che raggiunge insomma i vari Cavani, Higuain e Mertens sfondando numeri stagionali alla grande. Capisco Osi dopo un po' d'anni. Per Kim e Kvara me li vorrei coccolare un altro poco, se permettete. 60 minuti le analisi tattiche. Vi bacio tutti, state lasciando il like. Valerio, buonasera. Buonasera a tutti. Ndombele riusciranno a mentalizzarlo, magari scopriamo il suo vero valore, la qualità delle varie sicuro, Robbo era lo stesso. Allora, è un discorso che si può fare, Michele, sicuramente. È chiaro che il prezzo fissato sui 30 milioni per uno che parte da riserva è difficile per il Napoli tenerlo così, perché lo fai giocare titolare. Oggi per esempio ho rivisto Anghissà. Ndombele è un giocatore che probabilmente ha dei gol nelle gambe, segue molto l'azione, gli piace concludere l'azione. Oggi ha fatto proprio quel gol che ti aspetti da Ndombele, perché segue, gli piace di più andare in avanti che andare all'indietro, ce lo ha detto Spalletti, e Kvara con grande umiltà e grande altruismo gli concede la gioia del gol. Questo non me lo riabilita onestamente fino alla fine, perché dice allora mo li vale 30 milioni, non me la sento ancora di dirlo, però devo anche dire, fai giocare a Ndombele 10 partite da titolare come li ha fatti a Chissà, anche sottotono, e magari noi vediamo una crescita. È difficile quest'anno, perché abbiamo il che fare, abbiamo da vincere tutte le partite, e se Spalletti sa di potersi fidare di quel trio di centrocampo è difficile inserirlo. Vediamo, secondo me il Napoli potrebbe risparmiarli quei soldi, ma ricordiamo che potremmo anche avere molta disponibilità, molta liquidità. Il Torino è stato messo bene in campo, creando difficoltà al Napoli con raddoppi a centrocampo dal 20° del primo tempo. È stato un po' sfortunato sulla respinta di Meret, ed è proprio vero. Io ieri mi sono fatto male alla caviglia in montagna ed è divertente, enorme, ma mai quando la partita. Oggi la montagna è divertente, enorme, ma mai come Kim. Ottima partita anche in Chissà, paradossalmente anche meglio della Champions, e sono d'accordo con te. È la prima cosa che ho scritto. Ho rivisto il mio Anghissà, bello dappertutto, che veniva ad aiutarsi, veniva dietro, veniva avanti. Io e Leo il derby non ce lo stiamo vedendo, ormai non riusciamo più ad apprezzare le altre partite, stiamo vedendo Manchester United Fulham, partita interessante ma non ai nostri livelli. Grande Losco, un abbraccio a Leo. Sta ancora giocando Anthony Robinson nel Fulham? Non che ci serva più, perché il terzino adesso, però sai, se arriva un'offerta per Mario Lui, se arriva un'offerta per Oliveira, io resto sempre attratto da Anthony Robinson, che ha fatto pure un buon mondiale.
fammi sapere, perché il ragazzo mi piace e avrebbe sempre un senso anche per il marketing americano, ovviamente. Allora, scorrono tutti i messaggi. Anghissà sontuoso, quasi in versione Ricordo, non ha portato le ciabatte e aveva le scarpe da trekking. Esattamente, bravo Massimo, ho dimenticato di dirlo in reaction. Bravo, contentissimo per Zanoli che sta facendo un finale di stagione con la Sampdoria molto positivo, fa quella fascia avanti e indietro con personalità, vediamo assist, vediamo dribbling, vediamo una crescita di un ragazzo che onestamente aveva bisogno di giocare con continuità. Capisco l'operazione. Non è che vedremo Beresischi, come non vedevamo Zanoli, non vedremo Beresischi, anche se Beresischi è più pronto. La questione è che così almeno stai facendo giocare Zanoli in Serie A, si confronta anche in una squadra che ha delle difficoltà enormi, però almeno vedi le sue qualità. Non ti sbagli Mario, grande partita di Zielinski anche oggi, sono d'accordissimo. Buonasera Francesco. Zanoli sicuramente ha grandi potenzialità. È chiaro che vale il discorso di Ndombele con Anghissà, ragazzi. Con Di Lorenzo non gioca nessuno, non può giocare nessuno. Di Lorenzo, oltre a essere capitano, è sempre performante. Anche quando può avere dei momenti di down, di difficoltà, che li ha perché è umano, è un essere umano, e comunque ti dà una garanzia di prestazione senza precedenti, è fisicamente prestante, ogni tanto ti caccia anche la perla tecnica, difficile togliergli il posto così. Poi se ti vuoi tenere una riserva sicura, Zanoli deve prima giocare un po', perché deve fare il suo percorso di crescita. Tenerlo in panchina con Di Lorenzo è uno spreco. Con il suo taglio di capelli e con la mascherina, esattamente. Voleva fare una foto con lui, vedi Carla? E infatti sì, me l'hanno mandata questa foto. Sono prontissimo. Le cose belle del calcio. Volano tutti i messaggi. Il merch di Valerio Fluido sul fluido.net. Vediamo un pochino. Sta giocando Anthony Robinson, il maestro, è chiaro. Buona partita, il maestro. Ora come ora non vorrei cambiare nessuno. Allora, oggi Oliviero Lozano scelti per il discorso che facevi rispetto alla partita d'andata dove c'era Osi. Oggi magari serviva più fisicità e velocità, non essendoci l'aspa centrale. Credo di sì, Valentina, perché si potrebbe fare anche un discorso preventivo rispetto a... però c'è la sosta, quindi non è che ti sei conservato Mario Rui per la prossima. Sicuramente la fisicità, perché dall'altra parte c'era Singo e Singo va, e se gli lanciano una pallata alta Singo ti frega, e quindi Olivera ha fatto un'ottima partita. Lozano che tende un pochino di più ad andare verso l'esterno rispetto a stare centrale per allargare un po' le maglie. È chiaro che la differenza grossa, come tu bene hai detto, è quella di Raspadori Osimhen, però devo sottolinearlo, e me lo sono segnato il minuto in cui farvi vedere uno screenshot domani, che Osimhen ha lavorato molto di più con la squadra venendosi a prendere il pallone. Ho visto rilanci dei difensori, però non rilanci a caso, anche in momento di difficoltà, perché loro ti pressano. Ho visto una qualità nell'uscita dove il difensore sa, lancia il pallone in avanti, arriva Osi, cioè Osi fuori dallo schermo, noi non lo vediamo, il difensore lo sa a memoria che Osi farà quel movimento che sta imparando a fare, blocca tutto, si risale tutti insieme. Osi questo sta facendo una crescita incredibile, sta facendo salire la squadra un po' come faceva Lukaku ai bei tempi. Questa poi è stata la crescita incredibile, però ovviamente ha altre possibilità rispetto a Raspadori, perché poi il gol che facciamo quando Elmas gli lancia quel pallone, Osi sembra che sta dietro, poi se la riprende, poi resista a una carica, poi un contrasto, lascia il pallone a Kvara e poi Kvara fa segnare Ndombele. È veramente una cosa spettacolare. Domanda particolare: tu credi nel fatto che il DNA europeo possa far risultato alle squadre? I milanisti si appellano a questo per passare con Napoli, ma in campo non scendono le 7 Champions. Allora, questo discorso è bello perché tutti possono avere ragione dopo. Tutti hanno ragione dopo che il risultato è già fatto. Io sono convinto che esiste la storia e che la storia ha un peso. Esiste anche il momento in cui però la fai la storia, ok?
Il Napoli storicamente ha avuto bisogno di Maradona per vincere in Italia, e quindi poi quella mentalità vincente che ti portò Maradona non l'abbiamo più veramente avuta finché non ci siamo rimessi così e abbiamo avuto delle possibilità, secondi, terzi, quarti, secondi vicinissimo, quasi primi, eccetera eccetera. Oggi stiamo facendo la storia. Il DNA vincente in campionato il Napoli non ce l'ha, perché storicamente dal 1926 ad oggi 2 volte abbiamo vinto e quest'anno 3. Quindi non è che abbiamo il DNA vincente, abbiamo un DNA di bel gioco, questo sì. Sono tanti anni che il Napoli propone sempre un bel gioco, però sempre manchevole, con certe partite storte, con le partite con le squadre piccole. La storia per me conta, perché quando tu entri in un certo stadio, quando tu entri nello stadio del Real Madrid e vedi delle cose, noi non abbiamo quello. Però abbiamo quest'anno la sfrontatezza, abbiamo visto contro squadre forti, contro squadre piccole, contro squadre medie, il Napoli che si prende il pallone e fa il suo dovere. Poi ragazzi è semplice, è semplicissimo, il Milan può appellarsi a quello che vuole lui, ma è una partita secca. Nella partita secca il Napoli ha pareggiato con la Cremonese e poi siamo usciti ai rigori. È partita secca e così. Queste saranno 2 partite secche. Voglio pensare che il Napoli, come non sbaglia col Torino, non sbaglia con l'Empoli, non ha sbagliato con la Roma, non sbaglia con l'Atalanta e la lista è lunga, voglio sperare che non sbagli con il Milan, che ci sta dimostrando anche di avere grosse difficoltà a livello tecnico-tattico quest'anno, perché hanno perso delle certezze, hanno dovuto ricreare un sistema di gioco abbandonando il 4-2-3-1 e passando con la difesa a 3. Dipendono sempre un po' dalle giocate dei singoli. Questo mi sta sembrando il Milan al momento. Le giocate dei singoli le hanno, perché hanno la possibilità con Diaz, con Leao che se ne poco ha dormito ultimamente, con Giroud, con Ibrahimovic, con Teo Hernandez, con un colpo di testa di Tomori, hanno le possibilità di sbloccare una partita e di metterti in difficoltà. Però non è stato un percorso netto il loro in Champions. Il Milan sta in difficoltà in campionato, però in Champions rullo compressore, hanno preso il Tottenham, l'hanno stritolato e quell'anno nei gironi no, hanno fatto un buon percorso, sono andati avanti meritatamente, però non sono stati gli schiacciasassi come può essere stato un Manchester City o un Bayern di Monaco. Quindi direi di stare proprio calmi. Loro solo a questo si possono appellare in questo momento, perché sono in grossissimo ritardo in campionato, e quindi si possono appellare solo alla storia. La storia esiste, ce l'hanno, ma Ibra ha detto una cosa. Ha detto: questa è una squadra che non è abituata a giocare da campione in carica. Che cosa vuol dire? Che quando tu sei underdog e quindi una squadra con meno esperienza improvvisamente è la sorpresa, ti vai a prendere quello scudetto che ti sei preso l'anno scorso, che però onestamente era uno scudetto perso dall'Inter per strada, e il Napoli, che poteva approfittarne, non ne ha approfittato. Ne ha approfittato il Milan. Cosa dice Ibra? Dice: vedi, i giocatori dell'Udinese esultavano come se avessero vinto la Champions League, perché battere il Milan è la cosa più importante del mondo. Battere il Napoli oggi è la cosa più importante del mondo, perché il Milan non sta dimostrando di essere il campione in carica schiacciasassi di nuovo, e quindi tu anche strappare un pareggio è la storia della vita tua. No, il Sassuolo gliene ha fatti 5. Quindi, caro Ibra, capisco il discorso di non avere l'esperienza intorno a te di una squadra che sa come imporsi da campione e andare avanti da campione, però esultano di più per uno 0-0 con il Napoli che per un gol fatto a voi, credo io. Lungo, sono stato lunghissimo. I like, i cambi dopo il 3-0, ma possibile per sostituire Lobotka si debba pensare solo a Gaetano anche dopo il 3-0? Credo sia meglio Anghissà, Gaetano Mezzala. No, Giacomo, no. Anghissà lo vuole Mezzala perché è più libero poi di andare dove serve. Ci sono momenti in cui Anghissà si trova a raddoppiare Zielinski e quindi creare poi più densità, che sia la parola che non mi viene mai, più densità in una certa zona di campo. Lobotka è proprio il perno di centrocampo, il perno centrale di centrocampo. Quindi Lobo non si può, cioè lui si vuole reinventare Gaetano lì, è anche una sfida personale di Spalletti, gli piace Gaetano, ha una certa fisicità Gaetano,
ed ha la tecnica per poterlo fare. È chiaro che al massimo tu puoi pensare, ma Demme non lo vede nemmeno adesso il campo? No, perché si deve togliere questo sfizio Spalletti. Almeno Gaetano gli garantisce un po' di centimetri. Io credo che questo sia la differenza sostanziale tra Demme e Gaetano, e Demme è uscito un pochino dai radar. Gaetano mezzala, ho capito quello che dici tu. Gaetano probabilmente preferirebbe stare un po' più libero, però secondo me Spalletti ci sta lavorando proprio per questo motivo. Con la vittoria di oggi, se non erro, siamo automaticamente nelle coppe europee. Questo è un calcolo che non avevo assolutamente fatto, caro Sergio. Mica male, però ovviamente interessa poco, perché arrivare secondi, quarti, terzi, quinti quest'anno sarebbe una tragedia sportiva. Mi permetto di dire che l'UEFA abbia apparecchiato un lato del tabellone per pulirsi l'immagine. Immaginate una finale Napoli-City, come sarebbe uno spot tipo Argentina-Francia. Non lo so, le ho lette un po' dappertutto le proteste di chi dice che è tutto combinato, però poi queste proteste le vorrei sentire tutti gli anni, non solo quando ti capita a te. Non lo so. Ti posso io dire, Giacomo, no, io mi fido dell'UEFA, cioè, con gli occhi chiusi, ci metto la mano sul fuoco, sono tutti incorruttibili? Assolutamente no, non me la sento assolutamente. Che poi loro abbiano pensato che così il Napoli, questo è un discorso un pochino farfetched, che è un po' complicato da dire, perché poi chi lo dice che il Napoli da questa parte del tabellone è più avvantaggiato dell'Inter, del Benfica o del Milan? Tutto 50 e 50, e che si scontrino tra di loro Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Bayern non è un bene per loro, avrebbero fatto più soldi con quelle squadre lì in finale. Il Napoli è interessante, è sicuramente interessante. Quella che forse meno ci interessa adesso è il Benfica, perché viene dal campionato portoghese, ma il Benfica comunque ha storia, comunque 2 Champions negli anni 60 mi pare l'hanno vinte, e quindi sono contenti comunque vada, non ti preoccupare proprio. Le mani sul fuoco che sono onesti? No, non ce la metto. A volte in fase di costruzione vediamo che chissà si abbassa sulla linea, esatto, fornendo una costruzione come se fosse un terzo DC aggiunto. Cosa ne pensi? Che questa cosa andava fatta anche con la Lazio, che questa cosa è una delle cose che chiedevamo quando si era fatto il triangolo, il rombo intorno allo bot, perché non si abbassa un pochino di più Anghissà o Zielinski, per dare un po' di sfogo ai due centrali, ai 2 difensori centrali che non sanno cosa fare. Oggi Anghissà lo ha fatto. Non lo so se sono richieste di Spalletti specifiche di partita in partita rispetto a come sono messi, perché Lazio tutto a zona, Torino tutto a uomo, quindi probabilmente a zona tu sai che questo ti potrebbe dare meno soluzioni, a uomo sai che se Anghissà se ne viene libera poi un buco che il suo marcatore lascerà, e quindi probabilmente Spalletti ha detto Anghissà vai, fai, sentiti e fai. Quindi bene, oggi ero allo stadio, che vibes, si notano dei dettagli che da casa non si possono notare, esatto, come l'odio di Osi per le interviste a fine non ci piace. Mario che ride e si diverte buttandosi a terra, magia, che bellezza. Sì, si vedono tante cose allo stadio. Matteo Olivera ha veramente dato un grande aiuto sulla fascia sinistra, un aiuto che mancava da troppo tempo. Su Osi, uno dei migliori 9 della storia del Napoli. Bella partita di Olivera. Le 7 Champions League sono vere e pesano come vera e pesa la finale del 2004 tra il Porto e AS Monaco. La bellezza di quest'anno è la capacità di questa squadra di far sembrare facili tutte le partite, l'atteggiamento non cambia mai e la voglia di imporre sempre il proprio gioco. Che meraviglia! Hai visto il video della consegna della maglia di Guti a Kvara con tanto di dedica e bigliettino annesso? Ti aspetto a Madrid, che ansia, stanno come i falchetti. E ovviamente sì, allora non l'ho visto il video, però so della cosa. È chiaro, più che pensare al Real Madrid che si compra già Kvara, lì è anche una cosa personale, perché Guti è il suo idolo. Kvara ha citato Guti insieme a Cristiano Ronaldo e ovviamente Guti è come si dice, non ce l'ho il termine, soddisfatto, cioè esaltato, me lo dite voi nei commenti. Guti è estasiato, no, esterrefatto nemmeno.
Guti è aiutate. Se la storia scende in campo, vorrei ricordare a tutti che abbiamo passato il girone contro due squadre che insieme hanno vinto 10 Champions League. Guti è dal fatto che Kvara, se la storia scende in campo, chi dei giganti della cultura napoletana possiamo scomodare in faccia ai Bauscia ignoranti senza offendere un Pino Daniele, Massimo Trovisi o un Carlo Giuffre? Vabbè, Jacopo, stai proprio oltre proprio il limite della cultura, stai troppo avanti, non lo capirebbero mai, e quindi apprezzo, cioè solo qua si può dire una cosa del genere, solo su questo canale va benissimo, non è che va male, va benissimo, però i rumori succedono dei rumori importanti, non fa niente. Compiaciuto mi piace, lusingato, quel sì, cercavo lusingato e non mi arrivava, quindi Guti è lusingato dal nuovo astro nascente, perché no, che chi se lo ricorda Guti, però adesso è riuscito, altrimenti è un nome che può sparire anche dalle cronache del presente. Guti è bellino, Guti è lusingato, bravo, fiero, giusto, lusingato, bravi, mi avete capito, posso anche non parlare più, mi capite benissimo. Forse sono ripetitivo, ma ho rivisto il solito Meret, sempre troppo dentro la sua area, in sicurezza sul tiro del Torino mandato sul palo. Olivera incomincia anche a fare assist, sì su Olivera, sì su Meret. Ovviamente non è che possiamo dire una domenica è diventato il miglior portiere del mondo e un'altra torniamo a dire che non deve fare nemmeno la Serie B. È una stagione particolare per Meret, che sta facendo comunque un ottimo campionato. È chiaro, questo stare avanti che lo porta poi magari a fare delle belle uscite basse, delle volte la partita te lo porta a fare. Quando il Napoli ha la palla, Meret può stare avanti e può fare quello che ci piace. Quando il Napoli è stato costretto a rinculare un pochino, rincula anche lui automaticamente distinto, e questo poi ti può portare a qualche... Grazie ancora Jacopo, ti ho ringraziato. Pochi like. Gol della Lazio, lusingato, orgoglioso, bravo. Ostigardo non è un infingardo, di tutte le ha prese di testa, è proprio vero. E anche lì, cioè tu devi fare uscire, potresti fare uscire chi? Puoi fare uscire Di Lorenzo per fare... Spalletti deve anche tirare a indovinare ogni tanto per dare una soddisfazione singola a quelli che magari hanno fatto qualcosina in più in allenamento, oppure quelli che lui sta vedendo, ok, questo si sta deprimendo, quell'altro è ancora mentalizzato. Sono tutte cose che noi non possiamo sapere, quindi ci dobbiamo fidare del nostro mister quando sceglie a chi far fare passarella, perché quando poi la partita è già indirizzata, quelle sono sostituzioni per farlo sentire parte del gruppo, e una volta toccherà a Ostigard, una volta è toccato Juan Jesus, un giorno toccherà anche a Beresischi, probabilmente a Demme, a Zerbin, toccato spesso, e quindi quelle sono passerelle per dare anche un po' di soddisfazione a chi lavora durante l'allenamento per tenere poi i titolarissimi in grande forma, perché ricordiamocelo che deve essere allenante l'allenamento. Io vi cito sempre la sfida di Lorenzo Kvara, che penso che in allenamento saranno scintille, e quindi Di Lorenzo, se è cresciuto anche a livello difensivo, è perché si sta confrontando con Kvara tutti i giorni, quindi mica male. Quindi là è che si tira la monetina se due di loro hanno meritato la passerella, oppure è bravo Spalletti a individuare chi ne ha più bisogno. Zielinski ancora una volta sontuoso, contentissimo per questo ragazzo che sta dando continuità a grandi prestazioni. Da Empoli è salito letteralmente in cattedra. La Lazio andrà in Champions, ma essendo l'unica che è uscita dalle, mo dico una banalità, essendo l'unica che è uscita dalle competizioni europee, potrebbe avere, usciamo dalle coppe così ci concentriamo sul campionato. In questo momento sono loro i secondi, quindi io credo che hanno un buon vantaggio sull'Atalanta e si lasciano alle spalle la Roma se finisce così.
e quindi potrebbero essere loro quelli che insieme a Inter e Milan, però la Roma e il Milan sono molto vicine, è difficile da dire adesso. Tutto dipenderà dalla Lazio, dalla Juventus, dal ricorso della Juve, da quello che succederà con i punti di penalizzazione. Gol della Roma, per esempio, e quindi vedi, devo controllare. Devo controllare che sta succedendo, perché Zaccagni porta in vantaggio la Lazio, mi dite pareggio Roma? E allora stai donando tu da vediamo un attimo, da un link sbagliato, amico mio. Sì, l'ho ricevuta. Aspetta un attimo, perché Fablo Versatile, buonasera amici, è un link sbagliato, amico mio. Vedi un pochino da dove hai cliccato, perché non è possibile. Buonasera amici, ve lo leggo. Lasciate il like, ve lo dice Fabio Versatile, lasciate il like, iscrivetevi al canale e niente, volevo ringraziarvi, salutarvi, ringraziarvi del supporto, vi voglio bene a tutti, la Lazio sta dominando, Rui Patricio, versione Superman ma per le patate fatte, non le patate, cioè, a noi frega poco, è un Napoli talmente dominante che anche la narrativa e il gufo hanno detto per favore basta tirarci sempre in causa, non ne possiamo più, non ce n'è per nessuno quest'anno. Gol Lazio in live mentre scrivo, quindi questo leggero lag, e ringrazio, fuori gioco, quindi annullato, gol annullato della Roma, quindi l'1-1 forse annullato. Tenetemi sempre grazie Fabio, tenetemi sempre aggiornato, e devo ringraziare Maurizio Farias, sempre generosissimo. Babbo, Maurizio, ti leggo, fammi capire. Mica in mente di mettere sul fluido.net una tazza con il 3, nel caso si avvera ciò che tutti noi ci auguriamo. No, vero? Comunque andrà sempre solo Forza Napoli. Caro Maurizio, stai tuned. Non lo so, potrebbe essere una tazza, potrebbe essere una maglietta, potrebbe essere una polo, bella elegante, potrei anche non far nulla, che poi il campionato è una cosa, la Champions è un'altra. Vediamo cosa succede, e ti abbraccio fortissimo Maurizio come sempre. Meret, non sono d'accordo, ha giocato molto bene, la palla sul passo c'ha la manatis. Sì, là in reaction mi sento di dare a Meret quello che è di Meret, perché sì, la parata che fa centrale non è perfetta, ma era un tiro violentissimo, devo dire la verità, passa in una selva di gambe. La parata non è perfetta, però si rialza subito, e il rialzarsi subito poi lo permette di disturbare, poi credo fosse Sanabria, sul palo. Volevo ricordare una statistica importantissima: alla 27esima giornata il belga Charles De Ketelaere ha gli stessi gol miei, tuoi, di Michu e Calderon. Non credo, sai Massimo, perché credo che Michu qualche gol l'ha fatto, forse uno, non mi ricordo. Fatemi sapere nei commenti quanti gol ha fatto Michu, e Calderon qualche gol lo fece male, ma mi pare che lo fece, quindi De Ketelaere lo aspettiamo ancora. Da quello in descrizione, ma allora quello in descrizione dovrebbe funzionare. Io l'avevo, forse ho cambiato il link, non in descrizione ma dei messaggi normali. Fammi vedere, perché io devo capirla questa cosa qua. Sì, hai ragione, perché quello è il PayPal.me fluido, che non porta una notifica, ma ha già capito. Ho capito tutto, perché se scusate, queste sono cose mie con il mio addetto stampa, perché se vado a vedere invece un video normale, perché è ha già capito, perché se no non risolveremo mai. No, vabbè, la faccio dopo. Ma oggi sbaglio, ho visto Elmas quando è entrato più terzino destro di Lorenzo quasi mediano. Elmas ha dato una grande mano in difesa, questo hai visto Filippo sicuramente. Quando Elmas entra anche a fare battaglia, poi mi pare che è anche suo il lancio che porta a quel contrasto di Osimhen che porta al gol di Ndombele. Elmas stavolta è entrato bene, nelle ultime due un pochino di meno, oggi bene.
Sì, c'era da dare una mano a tutti, e Di Lorenzo quando si trovava poi, perché poi c'è stato un momento di passaggi che il Napoli ha cominciato a gestire un po' la palla, con Anghissà che si trovava a sinistra, tutti che ruotavano, alle volte Di Lorenzo che è finito centrale con Rachmani più avanti, poi Ostigard che finiva, perché Ostigard comunque si lancia dentro pure nel ripartire. C'è stato un momento in cui abbiamo fatto una rumba generale, ma ci poteva stare. Alessandro Ludovico Stresa, prigioniero dei miei hashtag da settembre. Questo è un hashtag che non può diventare virale mai, ma che io apprezzo, e lo dici tu o lo dico io, lo dici sempre tu, ma mi sa che l'ho detto anche io quest'anno. Ma mai come l'hai detto tu, perché tu l'hai detto troppo. Questo è il 3 che poteva essere il triplete, ma che non è, ma che comunque è un 3. Uno è Trino, ci fa sempre piacere. Miciu 0, vale, forse Cardano se non è uno lo fece, vedi? Allora, ok, non segnò nel me. E allora Miciu resta famoso per quel non tiro che fece quando la passò, che era erano i preliminari di Champions, mi pare, l'azione più clamorosa della storia del gioco del calcio Napoli. Smettetela di scherzare su De Catalare che poi ci segna in Coppa. E hai ragione anche tu, Speggiorini. Tra l'altro, vabbè, quello che vuoi tu, ma non gli servirebbe a riabilitare una stagione dove non ha fatto benissimo e non riesce ad incidere. Poi se segna proprio in Coppa, camma fa. Sono le storie del calcio, quelle che più imponderabili, il predestinato che poi ti porta a fare così. Pensiamo ai nostri, hai ragione, non dobbiamo scherzare. Segnale che siamo diventati grandi. Vivendo a Marcellona ho notato che prima tutti mi chiedevano del Napoli squadra simpatica, ora un po' di meno, perché ormai si riconoscono come loro pericolosa rivale. Vedi? Ah, questo è bello questo messaggio, perché mi sono un po' scocciato di essere una squadra simpatica tipo Sassuolo. Bel calcio, però non vincite niente. Bello, simpatici, però non siete un pericolo. E invece quest'anno Mici poteva fare 99 gol, ma evitava di tirare in porta. 3 presenze con Napoli, gli stessi gol miei, tuoi e di De Catalare. Simsuni e te, ma Ndombele secondo te la voleva fare quella giocata sulla fascia? Antonio, quando sì. Allora, tu stai parlando di quello stop volante morbidissimo che gli riesce e poi dopo il cross viene un po' moscio. In reaction mi è uscita la cosa, dice stop che ha fatto Ndombele. Siamo solo io e te, e ti dico non sa nemmeno lui come gli è finita solo sul piede. E poi c'è il gol di Ndombele però sono tutti segnali, anche quando Kvara, che è il più giovane della cucciolata, come mi ricordano anche gli abbonati, fa segnare contro il Bilbao, esatto, fa segnare pure Ndombele, che te lo dico a fare. Sono qui dall'inizio e non mi sono accorto della tua presenza, Polli, ma quando va? Un bacio, e a quanti like stiamo? Ormai Polli è virale con i suoi video reaction che prende tutti i tifosi, è viralissima. Vi dovete iscrivere al canale di Polli. Se non ci iscrivono, secondo me siete pazzi. Allora, grazie a tutti e buona Pasqua. Auguri a tutti papà e ai Giuseppe, 4 belle zeppole. Sassuolo simpatico a chi? Comunque Lobotka potrebbe consigliare un dietologo a Ndombele che se è ancora un po' appesantito, ma quello non è manco magna, che le ha birra secondo me, ma non posso fare illazioni perché non lo so. Non credo che ad aprile Spalletti potrebbe spiazzare il Milan con un modulo diverso in Champions, no. Domandina impertinente, sì, ti rispondo al 100% no. Proprio lasciamo il 99,9% perché tutto è possibile e ponderabile, magari scende, batte la testa oppure ti ascolta e gli viene un'idea,
Direi proprio di no. Il Napoli ha delle certezze, sarebbe assurdo togliere le certezze al Napoli con delle cose che magari hai studiato di meno. Tu devi essere al massimo della tua napoletanità, nel senso il massimo di quanto bello fatto vedere quest'anno. Sei capace di segnare sui calci d'angolo, molto bene. Sei capace, che là è c'hai la fisicità, però è anche la concentrazione, la determinazione di arrivare prima. Non molli un centimetro, non molli un microsecondo. Arriva la palla, ci arrivi prima tu, non vuoi sapere niente. Hai la possibilità della pallata su Osi, hai la possibilità del gioco col fraseggio, hai la possibilità di un gioco individuale, di un momento, di un lampo di genio, di un Kvara da un'altra parte. Cambiare modulo adesso, ti perdi le sovrapposizioni interne dei terzini, ti perdi il gioco di Lobotka, ti perdi la libertà delle mezze ali. No, non ci siamo. Schierare Raspadori, ma non ci pensava proprio, ma non ha proprio senso, ma proprio quando mai con Osimhen te lì a Osimhen e mette Raspadori, ma proprio no, ma mai proprio, ma non ma... Bravo Jenny. C'era anche la reincarnazione di Mici in un Napoli Spezia con Elmas e Llorente che ci incischiano, esattamente, quella fu la famosa no, che diventò una gif mai virale, perché non sono mai diventato virale. Sì, quella fu la partita dei tipo 4.90 XG con lo Spezia 0.05 e loro vinsero e noi no. Ma è importante ricordare che ad agosto inizia un altro campionato. Forse solo Lozano un po' sottotono, sì, abbiamo visto Lozano inciampare un pochino sul pallone nel primo tempo, non benissimo. Di Lorenzo, ve l'ho detto, un po' in difficoltà in difesa nel primo tempo, meglio nel secondo. Mi sono piaciuti tutti e tre i centrocampisti, Osi e Kvara bene, mi è piaciuto Olivera, sì, sono virale per voi e questo è l'importante. Ah, tu dici Raspadori in campionato, questo potrebbe essere, però Raspadori è ancora infortunato, non credo, magari recupera. Però vedi, al momento se vuoi far riposare Osi devi far giocare Simeone, perché Raspadori è in recupero dall'infortunio e ancora non te lo puoi portare appresso. Quindi se proprio vuoi non dargli un allenamento, perché posso capirla così, non gli vuoi dare un allenamento su Osi ulteriore e quindi gli fai marcare Simeone che bisogna dirlo, con il Milan all'andata quando Osi non c'era, Simeone fece quel gol di testa da urlo. Quindi non è che Osi gioca Simeone e hai perso la partita, però con un Osimhen così diventa difficile. C'è anche il discorso di li cominci a battere in campionato, li ammazzi pure un po' psicologicamente, non gli fai venire quella cosa, però noi abbiamo la storia delle 7 Champions, abbiamo perduto un'altra volta, abbiamo perso 6 punti in campionato contro questi qua, stabci accorti, invece di farli arrivare con quella fierezza, capito? Così. Zielo, partita un po' pigro, ho notato tirare un po' la gamba in alcuni contrasti, impressione mia. No, a me è piaciuto Zielo, mi è piaciuto, l'ho visto rincorrere, l'ho visto bene con i passaggi di prima. Tirare indietro la gamba non me lo ricordo onestamente, può essere che in alcuni casi tu l'abbia notato ed sia vero, ma mi è piaciuta la partita di Zielo. Posso dire che la Coppa Italia al momento mi fa rosicare più ora che subito dopo la partita? Si può dire, Mario, perché questa è una di quelle stagioni, la famosa stagione irripetibile, come dice Spalletti, in realtà la prossima stagione è quella irripetibile, però il Napoli ha dimostrato talmente tanta forza che quella è la famosa partita storta, che la partita storta, se ti capita in campionato con questo vantaggio, potete anche venirmi a dire è indolore, e io vi dico vabbè, è indolore, la vediamo alla prossima, se reagiamo subito vuol dire che è indolore. Purtroppo, se la partita storta ti capita in Coppa, quando è dentro fuori, sei fuori. Resta da considerare che in quella partita facemmo molto turnover. C'è anche da dire che però quelli del turnover recuperarono lo svantaggio e andarono su 2-1, e quando poi sono entrati quegli altri si finì su 2-2 e capita, purtroppo capita, e fa male, fa ancora male. L'unico che può fermare Osi è Kim, ma giocano insieme, ci dispiace per gli altri.
non avevamo nemmeno questa grande storia di dominio del campionato. Esatto, questo è il discorso che facevo prima, Francesco, che la storia si fa ad un certo punto. Il Napoli la sta facendo la storia. Poi può essere pure che l'anno prossimo tu puoi dire però il Napoli ha un anno di esperienza, che sa come si domina, che sa come si sta prima in classifica, che non è una cosa, che vi ricordate quei discorsi, ma stare primi poi ti stressa. Guarda, ma stare primi si sta benissimo, stiamo proprio alla grande, sta che può succedere una sconfitta con la Lazio e non ti viene nessun patè, non ti viene nessun patè di olive, e dietro che si stressano, che cercano di rincorrersi, e adesso punto a punto devono vedere chi va avanti in Champions, chi si qualifica per la Champions. T-shirt in Italia, jersey in America. Esatto, Alessio. Ma t-shirt proprio, se dici t-shirt, magliette, perché tu l'hai scritto in inglese, io poi non lo so, l'inglese nigeriano, se loro la chiamano t-shirt, ma al massimo puoi dire shirt che però se non metti la T diventa quasi camicia, allora io lo chiamo jersey perché così si chiama in America e così è. Esatto, una nuova t-shirt del New Jersey. Esattamente. Kvara, grazie alla qualificazione ai quarti, è passato da 2.7 a 2.7. Cioè, praticamente il Napoli mi hanno detto che è arrivato a 3.8. Ero rimasto a Kvara a 2.4, una cosa del genere, perché aveva raggiunto da pochissimo i 2 milioni. È arrivato a 2.7. Stanno facendo tantissimi video su di lui, ragazzi, mamma mia. Kvicha Kvaratskhelia e con 2 milioni arrosta il profilo, vedi il profilo, con 2 milioni e 7 di followers ancora non sanno dire come si chiama. Esatto, è la cosa che la Champions cuba punti, non ne ho vero, non l'abbiamo, è vero quando è vero, quando poi non è vero non è vero. Per questo che noi dobbiamo cominciare a smettere di dare degli assiomi e delle certezze matematiche sulle realtà del calcio. Non ne ho vere, perché capita anche di vincere un campionato senza gente che ha mai vinto. Vi ricordate? Serve gente che sa come si vince. Capitano pure i campionati dove non ti serve quello che ti deve dire. Perché? Perché il Napoli ha messo talmente tanto, magari punto a punto ti può dare una mano quello che ti calma, l'Ibrahimovic della situazione, che ti dà quello stimolo e ti calma, perché così è successo l'anno scorso. O ti stimola o ti calma. Quest'anno non ci sta bisogno dell'Ibrahimovic di turno, ci stiamo godendo quelli là in crescita. Sono le cara sveglia. A me Ostigard piace, eppure Zanoli sta segnando a Genova, possiamo dare profondità alla rosa. Ma c'è già questa profondità. Poi chiaro, tu parli se poi arrivare Zanoli dopo. Ne abbiamo parlato ampiamente, Antonio, sul fatto che Zanoli comunque per crescere deve giocare, se lo lasci marcire in panchina secondo me non è buono. E Ostigard è un discreto difensore, attento, di testa è fortissimo, magari gli manca la fine impostazione, però è una cosa che si impara anche facendo. Rachmani non era questo fine impostatore quando è arrivato a Napoli, poi lo fai sempre. Kim subito ha dimostrato di essere bravo anche su questo. Rachmani ci è arrivato con il lavoro e quindi che bello. Varazzelia, che c'entra? Maldini prima di vincere le 5 Champions non ne aveva vinte nemmeno una, è un esempio. Sì, ma infatti la storia si deve fare, non è che uno può dire vabbè, allora se no la prima che vince una coppa poi le vince sempre lei? No. Capitano i momenti, capitano le situazioni, capitano le stagioni particolari, capita il Leicester, capita il Porto che vince la Champions, capita la stagione in cui il Paris Saint-Germain spende e comunque esce, capita la stagione in cui il Chelsea spende e fa peggio di quando non spende. Capitano però quelle che il Bayern è sempre il Bayern e continua a essere il Bayern, che spenda o che non spenda. Quindi le verità nel calcio che noi rincorriamo e ci affanniamo per trovare delle certezze
alla fine sono veramente inutili. Godiamoci il percorso. Perché questa frase che sembra banale è la più bella poi di tutte? Perché noi ci godiamo il percorso senza doverlo per forza foresee, cioè vedere oltre e fare delle previsioni. Che bellissimo, ci godiamo il percorso, la stiamo godendo proprio alla grande, alla grandissima. Sì. E per Sedatka, Gaetano e Zerbin utili per allargare la rosa. Sedatka non lo so, anche lui ha avuto una soddisfazione di fare qualche minuto. Zerbin è un buon prospetto, secondo me avrà mercato. Gaetano potrebbe essere un giocatore, ecco, ti levi Dem, Gaetano diventa il primo che puoi fare entrare a centrocampo anche nelle varie cose, sicuramente sì. Niente, non ce la fa proprio, la vado ancora più in freva, Massimo, perché lì è il tuo lavoro, è il tuo unico lavoro. Oggi Osi sorridente, esattamente, esatto, non esiste, è inutile cercarla. Poi ci sono alcune verità che si propagano, nel senso alcune cose sono un pochino, capitano più spesso e quindi uno si può attaccare a quelle cose là e dire questa cosa è quasi sicuro che succede e siamo un pochino più tranquilli, ma la verità assoluta è proprio inutile. Simen che a fine partita chiamato da zona per l'intervista flash dice ma sembra a me sì. Fate parlare anche gli altri e al mister gli chiedono del pressing feroce fino al 90° e lui dice wow, ha detto wow, devo ancora sentire le parole di Spalletti, ci divertiremo domani. Buonasera Mario, hai visto i bookmaker ci danno per favorito dopo il Manchester City, cosa ne penso? Ne penso che ovviamente i bookmakers non tengono conto della storia, ma tengono conto dell'andamento della stagione, tengono conto del fatto che il Napoli deve incontrare una squadra che sta 20 punti indietro, quindi sulla carta i bookmaker sulla carta tengono presente quanto il Napoli è più forte del Milan in campionato, tengono presente l'andamento del Napoli in Champions League e quello del Milan in Champions League e dicono, al di là della storia, queste due squadre sulla carta, ad oggi, se metti i giocatori in croce, dici Magnan, Meret, Calabria Di Lorenzo, Kim Tomori, Rachmani, Gabbia, Hernandez, Mario, li metti tutti in croce e risulta che il Napoli in questo momento come stato di forma, come stagione è più forte, non c'è niente da fare. Fai lo stesso discorso con l'Inter, benissimo, fai lo stesso discorso con il Benfica, benissimo. Il Napoli ha segnato talmente tanti gol in Champions, ha creato talmente tanto il vuoto in campionato che purtroppo per noi scaramantici i bookmaker non possono fare altrimenti. Perché poi vediamo subito dopo, perché prendono uno favorito da un lato della fascia e un altro favorito dal lato dell'altra fascia. Questo poi significa, perché è chiaro che subito dopo il Manchester City ci dovrebbe essere il Bayern e subito dopo ci dovrebbe essere il Real Madrid, o come li vuoi mischiare, ma andranno fuori probabilmente. Tu vuoi immaginare un Manchester City che batte il Bayern di Monaco? Lo puoi dire con certezza? No. Quindi meriterebbero di stare più avanti, però una di quelle andrà avanti, con Holland che ha segnato 47 gol in 30 partite. Siamo veramente a dei livelli. Il Milan è più storia, is the new, a febbraio crollano e speriamo proprio che andrà così. Per non perdere nulla su Azzurro Fluido, unisciti al canale Telegram ufficiale, canale Telegram a FAC. Milan-Napoli in Champions, Pioli schiera 4-3 con Storia a Port, DNA centrocampo e Michael Blasone nel tridente. Bel momento memorabellino di Fabio Versati. Però ragazzi, il lavoro del bookmaker non è per vedere il futuro, è creare quote appetibili, non per chi gioca, ma per far fare soldi alle agenzie di betting. Vedi? E poi qua, per quanto riguarda poi le scommesse, io non sono ferratissimo e quindi vedi, voi lo sapete meglio di me. Perché non sanno che saranno due partite brutte, che useranno ogni espediente per sconcentrarti. Contro l'Udinese hanno cercato sistematicamente calci di rigore. Ah già, poi questo è un discorso che chi ha visto la partita mi è venuto a dire. Io avevo visto solamente l'occasione del rigore, che quello là per me grida vendetta, e se ne parla solamente se il Milan ribalta la partita e la porta a casa. No, il Milan ha perso, se ne parla lo stesso di quel rigore, se ne parla lo stesso.
devo valutarlo e dirlo. Devo valutarlo e dirlo. Poi vengono sugli short qualcuno che dice con gli insulti incorporati, e lì vi ricordo che la mia community è unica e bellina. Io vorrei che queste settimane non passassero mai, perché sto godendo come una scimmia tibetana. Angela, che sono queste frasi scimmiesche? Comunque oggi la Samp ha vinto la sua prima partita in casa di tutto il campionato, però la Serie A non è scarsa. Infatti lasciamo perdere, Valentina. Se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Signora, la narrativa è già iniziata. Vorrei vedere Haaland nella Juve di Acciughi Allegri, quanti gol farebbe? Ottima domanda, Danilo, ottima domanda, per vedere se è veramente tutta colpa di Allegri, anche per quanto riguarda Vlahovic, oppure se alla fine la forza interiore di uno, perché Haaland non è che segna così tanto con Guardiola, Haaland segnava così tanto anche prima con tutti gli allenatori che ha avuto. La media gol di Haaland in tutte le partite a partire dalle sue giovanili, e avrà avuto anche allenatori un po' più scarsi, no? Ha sempre segnato 1 o 2 gol a partita, sempre, come media generale. Quindi secondo me un Haaland probabilmente anche con Allegri troverebbe il modo di segnare a prescindere, perché poi ci sono tanti gol che Vlahovic sta sbagliando ultimamente. È chiaro che un Allegri crea meno opportunità, c'è un modo di giocare che crea meno opportunità, ma perché lui si affida molto ai singoli. Palla a Kostic, se la palla arriva a Kostic arriverà un buon cross, se la palla arriva a Quadrado arriverà un buon tuffo, e quindi dipende tutto dai singoli. Guardiamoci nell'anima. Stai cominciando il pompieraggio per la Champions League? Ci guardiamo nell'anima. Sono sulla linea di Guido sotto il punto di vista della Champions, perché sono già molto contento di aver fatto oltre la storia del Napoli, perché siamo arrivati ai quarti ed è un'emozione, ragazzi, che l'avete visto i miei video, proprio ho gli occhi lucidi a vederci in quella schiera di 8 squadre, è già una cosa bellissima. Quando poi il calendario ci mette davanti una squadra che abbiamo battuto, però ci ha messo in difficoltà, perché il Milan ci ha messo in difficoltà all'andata, ci mette di fronte un Benfica che sta facendo un campionato stile Napoli in Portogallo, quindi comunque non può essere sottovalutato. L'Inter che ci ha battuto. Io non è una questione di pompieraggio, io sono un attimo realista. Io vedo che il Napoli è fortissimo quest'anno e vedo le squadre Milan e Inter che ogni tanto scivolano, sciuleano, però ogni tanto fanno anche grandi prestazioni. E quindi la paura mia è che capita per caso, non per demeriti, non per nulla, può capitare per caso la partita storta del Napoli e l'ottima partita loro. Può capitare. E non vorrei, quello che poi diceva anche Guido, non vorrei sentire una narrativa di il fallimento, questo era l'anno che dovevi vincere la Champions, eri favorito. Non puoi essere favorito se non hai mai fatto un percorso. Il Napoli arriva ad arrivare primo in campionato perché fa quinto, terzo e primo. È un Napoli che comunque non aveva mai vinto prima, va bene, ma è sempre stato lì, è sempre stato 2 volte secondo, una volta terzo, una volta quarto, una volta te ne esci, una volta ritorni, quinti e sesti, settimi e ottavi. Che poi mi ricordo, il Napoli è sempre stato lì, ci ha lavorato, ci è cresciuto e siamo arrivati alla stagione in cui le cose girano bene. In Champions non l'ha mai fatto. Quindi può capitare, non deve essere dato per scontato che la forza di queste squadre sia poi un'equazione che ti porta a vincere per forza contro squadre che potenzialmente sono più scarse di te. Manchester City, Lione. Tutte le volte che PSG è uscito, anche contro squadre più scarse, sono partite secche e quindi le dobbiamo vedere come partite secche. Voglio solo evitare la narrativa del fallimento, la narrativa di chi dice allora vedi
che non c'erano tutti questi punti di distanza nella partita secca, grande, vado in frena. E invece non voglio sporcare il goderci il percorso. Da oggi tutto quello che viene in più allo scudetto, che è necessario, è obbligatorio, è tutto un di più, è il godersi il percorso. Lazio-Roma 1-0, è finita? Vittoria della Lazio, quindi quel gol non stand. Se l'Inter non vince, Lazio seconda da sola. Esattamente, quindi Inter-Juventus è tutta da godersela, perché ci troviamo di fronte a una Lazio, andiamo a vedere per sfizio mio personale, il table, la classifica, con 27 partite, con 48 di differenza reti, il Napoli ha 71 punti, mamma mia che meraviglia, la Lazio ha 52, ora tocca all'Inter che si potrebbe portare a 53, e la Juventus non so nemmeno dove sta, non mi interessa. Il maestro ragiona in modo strano e non lo so, Sarri lo conosciamo bene, perché poi vedendo i commenti, non l'ho vista la partita, non lo so, però vedendo i commenti ho sentito di gente che ha detto la Lazio non ci ha provato proprio. È come se, non dico volontariamente, ma inconsciamente Sarri potrebbe aver lanciato un segnale di non ci stanchiamo per questa Coppa. Potrebbe essere arrivato il segnale questo qua. E quindi a questo punto poi si possono concentrare sul campionato e dare tutto in campionato. Qualcosa cuberà, no? I punti si verranno cubati. E quindi andiamo a vedere. Di corto muso. O si può arrivare a 37 gol. Tosta, mancano 11 partite. Mancano 11 partite. Siamo a quanti gol? Andiamo a vedere la Serie A, perché è bello da vedere, fa parte di tutti i numeri. Serie A, si può cliccare, non si può cliccare, non lo so, potrebbe farlo però. Partita di calci, brutto proprio. La differenza reti del Napoli è uno sopra i gol fatti dall'Inter. Scrivi cose buffe, ti vedo nell'anima, ma diverti pazzamente. Attenzione, se l'Inter pareggia la quota scudetto si abbasserà ancora, sentenza di quelli là permettendo. Però sentivo il dottor Chiarello parlare di autostrada verso Istanbul, non vuol dire vincere ma avere una strada percorribile. La strada è percorribile, tutte le strade sono percorribili, Bachi, però l'ho sentita altre volte, la spocchia di chi andiamo, fatevi già il biglietto. No, l'ho sentita altre volte. Ho sentito la spocchia di chi diceva il Napoli c'è con Gattuso, e non sto parlando solo di Chiarello, sto parlando in generale. Mi ricordo che oramai è fatta, la rincorsa è fatta. Vuoi vedere che col Verona, quando quelli devono giocare con quelli, invece non si fa, capita, quindi poi non voglio sentire che, capito? Non voglio sentire che. E poi se succede una cosa diranno Spalletti i cambi, e troveranno qualche cosa, perché quest'anno non c'è niente da dire. Allora devono cercare qualche cosa che il Napoli ha fallito per poter dire la loro e dare la soluzione geniale che il tifoso se la prende e dice vedi, questo ne capisce di calcio. È questo che poi mi dispiacerebbe assai. Secondo me quest'anno dobbiamo fare solo i complimenti dal primo all'ultimo e goderci quello che succede. Quest'anno vinciamo. E per quanto riguarda la Champions è un bel sogno che ci dobbiamo godere minuto dopo minuto. Champions, Osi 19 gol, perché pure ha zompato qualche partita. Se non sbaglio, quando Higuain arrivò a 36 le giocò tutte, se non sbaglio. Non è facile. Superstrada. Hai presente quando si parte per le vacanze? Autolavata, Pino Daniele in sottofondo, occhiali scuri, Bonazza al fianco. Ecco, non c'è viaggio più godurioso. Bello. Ma il fatto che la finale si gioca a Istanbul, proprio dove è andato Mertens, mi fa sorridere. Sarebbe un sogno già solo esserci. Quante? Osi 21 gol. 19 o 21 in campionato?
vado in difficoltà, non mi fate dire numeri che non esistono, ma pure 40 ne può fare Osi di gol, quest'anno è fortissimo, può fare tutto ciò che vuole, tutte tranne due mi pare con il rosso per l'Udinese. Ah già, 37 partite di gol, no, mi pare che il rosso l'Udinese era un'altra stagione. Ha risposto Spalletti alla narrativa rispondendo a Guardiola nel post-Eintracht, 900 milioni a 9 milioni, come si fa a essere obbligati a vincere? È chiaro. 21 con oggi, ok. Quindi per arrivare a 37 ne mancano 16 in 11 partite. La vedo difficile, ragazzi. La vedo difficile perché sono medie da Holland e il Napoli segna con tanti giocatori, ogni tanto deve segnare. La vedo difficile. La vedo difficile. Ma quando avete iniziato non mi è arrivata la notifica. Vittorio Pensa, ma come? Tu non sei iscritto al canale Telegram che trovate sotto in descrizione? Lì c'era già il link preventivo della live con l'orario e tutto. Noi ci siamo guardati un pochino il primo tempo del derby romano e poi siamo partiti subito con la live perché non c'era tempo da perdere. Non solo City Leone, anche l'Arsenal che sta dando spettacolo in Premier è uscita dall'Europa League se pure Enrico. Vedi poi questa storia dell'Arsenal che ogni tanto mi si chiede il paragone con l'Arsenal, anche lì si può fare il paragone e ti esce, quello si inventa un gol, quello dello Sporting da centrocampo ed esci. È così, e quindi è l'imponderabile, il calcio va poi sulla carta. Il Napoli è più forte, sulla carta il Milan ha più storia, bisogna giocare. Penso che questa sia la verità assoluta che non mi potete contestare. Sulla carta il Napoli è più forte del Milan, quest'anno proprio non c'è dubbio. Sulla carta il Milan ha più storia, cioè, la storia esiste, per me esiste, conta, per me la storia conta, pesa in ambito internazionale anche negli arbitraggi, non ci saranno arbitri italiani, ma pesa in ambito internazionale il Milan, pesa. Guardate la partita col Tottenham, riguardatevi la partita col Tottenham, pesa, però poi bisogna giocare, perché se mettiamo le due forze, le annulliamo, bisogna giocare a pallone. E quindi io mi metto le cuffiette, passo a una cosa perché altrimenti funziona, e chiedo cosa ne pensa il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. 35 furono le partite di Higuaín perché le prese la squalifica 4 ridotte a 3. Ah, vedi, esatto, e lì solo Guido mi può aiutare perché la mia memoria non mi aiuta. Come andiamo? No, me lo ricordo bene perché pur non essendo tifoso portai mio fratello a vedere Napoli Frosinone. Nonostante lui professore severissimo all'università, perché dissi ti ho fatto vedere Maradona in modo tale che da adulto avresti potuto dire ho visto Maradona pur non essendo tifoso, ti ho fatto, perché io sapevo, cioè speravo che avrebbe battuto il record e ovviamente se non succede niente penso che non si metterà di traverso, saremo insieme al San Paolo per festeggiare lo scudetto in modo tale che posso condividere con mio fratello, pure non essendo tifoso, 3 momenti storici della storia del Napoli. Non ha visto la partita del dia di Mertens perché poi non voglio abusare della sua pazienza e bontà. Era roba da tifosi là. Sì. Ma neanche Napoli-Crotone l'ho portato. Neanche Mertens a Crotone. No. 4-0 contro Juric, i falli, l'arbitro ha fischiato un po' tutto. No, vi devo deludere, vi chiedo scusa, sono veramente un abusivo sempre di più in questo canale, ma oggi ho visto solo pochi minuti di partita perché giocando con mio nipotino, quindi ha la priorità, anche perché non ci vediamo tutti i giorni. Ho visto fino al 26esimo e quindi è incommentabile per serietà una partita per me fino al 26esimo. La recupererò stanotte in replica. Quindi chiedo venia, posso sicuramente dire che i miei calcoli mi sembra che sono sempre più giusti e anche quello che ha previsto l'andamento del campionato, però sulla partita non dico proprio nulla perché
che vi dico 26 minuti, ma sono troppo pochi rispetto ai 92, perché oggi non c'è stato manco recupero. Quello che possiamo dire, ma è facilmente prevedibile, che la partita dovesse giocato di meno, ma noi lo sappiamo, Verona e Torino storicamente manco 21 minuti il primo tempo, 25, cioè sono i record negativi della stagione, ma non per demeriti del Napoli, nel senso, sappiamo che sono squadre che ti fanno giocare poco e male, anzi aver vinto 4-0 senza nessun patema d'animo penso che sia anche una dimostrazione di quello che dicevamo. Noi avevo detto sulle prime 4 partite facciamo almeno 10 punti, le seconde 10, ma non perché è una regola, ha detto, oppure questa simmetria, abbiamo fatto 12 e 9, quindi comunque siamo 21 più 1 meno 3 la classifica Guido, ma noi non dobbiamo fare 0 della classifica Guido, 0 significa 100 punti, cioè, per i famosi 91 ci potevamo concedere meno 9 della classifica Guido, e 91 alla 12ª dissi nessuna squadra secondo me raggiungerà 91 punti. Nel corso di queste settimane, chiudo qui questa breve e inutile analisi, dicevo a Valerio, secondo me più di 2 squadre non supereranno 80 punti, e una delle 2 è il Napoli. Pensate come stanno inguaiati, già il Milan, se le dovesse vincere tutte, raggiunge appena 81 punti. Però sono 2 settimane di più, sono 2 mesi che facciamo il ragionamento, se le vincono tutte, ma è così, no, che ma non è inseguire è stressantissimo, inseguire una squadra che, a parte l'inciampo con l'Inter, quello è stato il brutto inciampo, perché quello con la Lazio, Napoli non è stata dominata, non che con l'Inter sia stata dominata, attenzione, Lazio ha fatto una partita di totale difesa per non prendere, diciamo, Sarri non possiamo manco dire che ha imparato a non perdere le partite, perché abbiamo visto che cosa ha fatto nelle successive partite anche in Europa. Le brutte figure in Europa non rimangono, e tornando all'Europa, perché penso potrebbe essere un argomento che vorrete affrontare, sì. Dobbiamo parlarne con molta calma, non perché siamo pessimisti, proprio io che sono sempre più inguaribile e ottimista, perché non dobbiamo cadere nella trappola della narrazione dei temo e cresci anche quando portano doni. Non parlo dei giornali, no, la stampa del nonno, proprio quella napoletana è qualcosa di abbastanza, non voglio usare nessun aggettivo, mettetecelo voi, però mi sembra che, dato che io parlo prima con Valerio, che poi Spalletti non posso dire la pensi come me, perché siamo meno importanti di lui, diciamo, la pensiamo allo stesso modo, ma non è anche qui difesa, cioè è buon senso dar peso anche alla storia, dar peso all'esperienza, dal peso ai... Tra l'altro lui diceva, non per sminuire l'ottimo lavoro dello staff manageriale del Napoli, cioè solo Maldini ha 5 coppe campioni a casa dalle produzioni, cioè quale giocatore del Napoli, dirigente, ha un trofeo europeo, noi avendo calma e gesso. Cioè la chiave di lettura è la stessa che io ho detto per il campionato, no? Le 2 chiavi di lettura si sono risultate vincenti, e io oggi lancerò la chiave di lettura per fare in maniera serena in Champions, che non è quella la strada discesa fino a Istanbul, perché tra l'altro questa presunzione di non considerare il Benfica, cioè a prescindere che ancora non ha battuto l'Inter, eccetera, no, per dire, ma no, l'Inter non esiste, il Benfica non esiste, già direttamente, cioè ancora non abbiamo superato i quarti, la semifinale non si gioca, non so per quale, che è ancora più tensione, e comunque il Benfica, è vero che c'è la maledizione, ma la maledizione della vittoria della Coppa Campioni, non di non arrivare in finale del Benfica. Sì, ma questo poi è la differenza dell'esperienza, del percorso che hanno fatto. Io questo cercavo di dire. Il Napoli in campionato negli ultimi anni ha fatto un percorso che l'ha portato ad avvicinarsi poi a questa vittoria. No, Guido Gentile non è mai sarcastico, leggi questa domanda. Sì, stasera salutiamo i venditori di spumante, dato che quando il Milan ha pescato il Napoli hanno cominciato a festeggiare. No, io non sono, ci sono dei motivi di intuito, delle cose personali, degli omaggi a alcuni di voi, amici, delle situazioni
carine, anche a volte delle previsioni, qualcosa che succederà, ma mi sembrerebbe un saluto molto banale e io almeno tra i tanti difetti cerco di non esserlo, quindi non salutiamo, anche perché potrei fare a questo punto uno sgarro allo champagne francese, no, nessuna, no, l'ironia deve essere elegante, sottile, e una delle regole secondo me vincenti dell'ironia è che la prima persona che ride deve essere proprio il soggetto interessato. Quando il primo che ride è il soggetto interessato, significa che è un'ottima ironia. Ci piace. Nonostante non volessi l'italiano nel sorteggio, tra le due meglio il Milan secondo me, perché ha meno attitudine a difendere sotto palla rispetto all'Inter. Non mi piace perché noi affrontiamo, e non ve lo dissi quando poi purtroppo siamo andati male in Coppa Italia, quando tu affronti la stessa squadra 3 volte nel giro di poco tempo, è difficile che tu le vinci tutte e 3, no? A parte statisticamente. Allora, partiamo dall'inizio. Io ho detto la settimana scorsa, e voglio ritornare su questa cosa e poi andare alla Coppa Campioni perché sono legate, che adesso io non quello che chiedo, un auspicio, una speranza, cioè una pura desiderio, una persona semplice, che il Napoli concluda in maniera onorevole questo campionato, perché il mio dispiacere sarebbe, non gli chiedo di stravincere 120.000 punti, eccetera, che superi i 90 punti, ma per una questione di rispetto verso se stesso, di quello meraviglioso che hanno fatto fino adesso i ragazzi, tutto lo staff, Spalletti, dirigenti, magazzinieri, tutti. Quindi che non svacchi come fece qualcuno, perché poi hai delle dichiarazioni, avete visto, cioè il Napoli non deve fare 5 sconfitte, 7 sconfitte, ma semplicemente per rispetto di se stesso, non che cambia nulla. Cioè, dissi l'altra volta, manco se arrivano gli alieni, a questo punto veramente independent state, deve succedere qualcosa di epocale, ma non perché proprio calcisticamente io dissi il Napoli può vincere lo scudetto se calcisticamente basta, no? Se non subentrano altre questioni. Beh, calcisticamente il Napoli, a dispetto di quella che era la narrazione che ci aveva rotto un po' le scatole prima dell'interruzione del campionato con i campionati del mondo, beh, sta migliorando le sue prestazioni. Ma io dissi, per quale logica il Napoli, che ha imparato a determinati concetti tecnici, deve disimpararli adesso? Ma infatti nell'analisi che facemmo durante la sosta dei vari reparti, la cosa che dicevi spesso era: qua c'è margine di miglioramento. Esattamente. E noi abbiamo dei giocatori ancora molto freschi, un nome su tutti, Simeone. Cioè proprio freschi non solo da un punto di vista atletico, perché poi non è che Di Lorenzo è distrutto, estremato, da un punto di vista psicofisico, che ha ancora delle energie vincenti nel suo serbatoio. Non voglio usare terminologia, abbiamo detto ormai quella guerriera, non siamo più. Che significa questo? Andando alla domanda interessante della mia opinione, che adesso vedrete la partita col Milan, il Napoli deve vincerla, non perché va in crisi o 24, ma per un fatto simbolico, visto che loro sono i campioni d'Italia, loro hanno lo scudetto, per educatamente dice: scusate, vi stiamo scucendo lo scudetto. È un fatto proprio simbolico, non è che ormai un punto in più, 24 punti diventano 26. È chiaro che le prossime partite noi dobbiamo viverle non solo con la serenità, con la gioia di una passarella infinita di grande calcio, e per questo io spero che onorino il campionato fino all'ultimo, perché sono la squadra più forte, lo dicono tutti gli indici. Un discorso diverso di tutte le altre, vediamo che succede questa stasera, perché gli altri se lo devono conquistare questa lotta Champions. Allora, è vero che la narrazione di tutti i giornali, media, o gran parte, scusate, dei giornali, non dobbiamo cadere in questo tranello, cioè è stata anche abbastanza ridicola, cioè trovarsi statistiche e record di cose assurde, ma prendiamola a ridere. Ma il punto è fatto che fra un paio di giornate il Napoli è matematicamente già qualificato in Champions. Non togliete un attimo lo scudetto, il che significa che 3 sono i posti Champions. Qua sembra che sono infiniti. E dato che bisogna vedere se poi c'ha energia l'Atalanta, è vero che si è suicidato con quella sconfitta col Milan, perché quello è uno sconto per loro diretto, non quello col Napoli, io ancora non la metterei fuori dal gioco. C'è una grande confusione: Inter, Milan, Atalanta, Lazio e Roma. La Juve, mettetela fuori, la Juve deve salvare la B. È inutile la narrazione, no, 15 glieli dà, ma deve salvare la B.
Cioè, se la sua revisionista dei conti ha detto, è l'unica cosa che chiedeva nel Consiglio di amministrazione approvare questo bilancio, io mi sono dimessa e non hanno voluto leggere la mia dichiarazione nel Consiglio di amministrazione, cioè loro stessi, cioè, non sono più le intercettazioni, la carta, cioè sono dichiarazioni durante quindi Guido, per essere più precisi, possono anche ridare per cavillo tecnico questi 15 punti, ma poi c'è l'altro. Cioè loro adesso veramente, perciò hanno messo una serie di dirigenti, devono salvare la B, cioè non devono andare in C. Poi non succede nulla, dici quel Paglioccio, l'ultima che è vestito mai, è trascurato, io sono sempre stato spettinato, l'importante è che i capelli siano puliti. È l'unico vezzo che mi concedo, poi essendo adulto non posso più temere come da piccolo che mio padre veniva di notte a tagliarmi i capelli perché erano troppo lunghi, e purtroppo non ne ho più tanti come quando ero giovane, non so, perché lì erano veramente tanti. Chiusa questa banalissima parentesi personale, mettiamola un attimo da parte, e non è, diciamo, anti-juventinismo, eccetera. Quindi le altre squadre, ragazzi, si devono conquistare la Champions fino all'ultimo, e ci sono molti scontri diretti, da cui vedete tutti gli scontri diretti che deve affrontare l'Inter, tanti, con la Lazio, con il Napoli, con la Roma, stessa cosa col Milan, con la Roma, con il Napoli, cioè con la... E lì per un punto, ricordateci il Napoli-Verona, no? Tu puoi andare in Champions, sono tanti soldi di differenza e prestigio. Lì stanno calcolando che il Milan quest'anno guadagnerà tra gli 82 e i 90 milioni di euro solo dai biglietti delle partite a San Siro, che costano molto più cari del Maradona. Vedete la differenza, non sono pochi spiccioli, diciamo 83 milioni, è la peggiore delle ipotesi, no? Quindi attenzione, bisogna vedere quante energie e stress profondono in campionato. L'Inter, tra l'altro, che sta dall'altra, sta dalla nostra parte, scusate, del tabellone, lapsus, c'ha le 2 partite di Coppa Italia, puoi pure schierare tutte con la Juventus, le riserve, che a questo punto per noi, vedete, non erano utilissime, erano strautilissime, perché potevano permettere a dei calciatori che stanno giocando poco, di avere uno stato di forma leggermente più avanzato e potevano essere utili in sé. Per loro sono una iattura, perché possono diventare usuranti. Per noi non era per niente una iattura fare la semifinale di Coppa Italia, perché schieravi Simeone, Raspadori, Ostigan, cioè, e quindi anche 2 partite non fanno tutta una stagione, ma intanto erano 2 partite di minutaggio sulle gambe che ti trovavi, e in caso di bisogno... l'ha detto proprio chiaro che c'è rimasto male per questo, per il gruppo. E io, insomma, allora. Quindi prima domanda che ci dobbiamo fare, domande serie, non cadiamo appunto nella trappola della provocazione, della questa narrazione che ci sminuisce. Quante energie, cioè il Milan ha perso con l'Udinese dopo una qualificazione leggendaria col Tottenham, ed è una brutta botta, non in chiave scudetto perché l'hanno mollato lo scudetto, è in chiave Champions per loro. No? Quindi quante energie psicofisiche c'è? Da un punto di vista però dell'esperienza, del plasone politico, del potere politico, già col Tottenham si è visto che c'è stato un occhio di riguardo dell'arbitraggio. Beh, noi comunque siamo sfavoriti della preparazione psicologica da parte dello staff manageriale. Noi abbiamo tanti giocatori che non avevano mai giocato la Champions, come Kvicia, no? Non dico che si spaventeranno, però non possiamo prevedere le loro emozioni. Se sbagliano la partita non dobbiamo subito Gattuso out, perché ci può stare che un ragazzo di 21 anni alla prima esperienza in Champions fa benissimo, ai quarti di finale possa darci una prestazione inferiore a quelle che sono non solo le nostre aspettative, ma anche le sue capacità. Infatti per me l'aspetto neanche psicologico di decompressione sarà importantissimo, e Spalletti mi sembra tarato perfettamente sulle note giuste. Da un punto di vista, torno invece della difesa o della capacità di gioco, non possiamo prevederlo, perché il Milan ha cambiato 2 volte, no, nel corso della stagione. Le partite col Milan in queste quasi 2 stagioni, no, 2 l'anno scorso, 1 quest'anno, sono sempre state al limite. Con l'Inter abbiamo perso
quest'anno, quindi in realtà è vero che ci sono tutti questi 20 passapunti, anche se in trasmissione un noto collega ne aveva 18 al Milan, ma più ci sminuiscono e più ci portano male di soli, che ne erano 20 e ora sono 23, e forse dirà che sono 17 quando viene intervistato. Matematica creativa. Quindi bisogna vedere, andando in conclusione, scusate sono lungo, come ci si arriva a quelle partite, e noi dobbiamo arrivare leggeri di testa per essere sfrontati e coraggiosi ma pazienti. La qualificazione la vinciamo all'andata a San Siro. Ecco, questa proprio è la domanda che ti stavo per leggere. Secondo te, lasciando lo scontro diretto in campionato a parte, nel doppio scontro di Champions, non perdere a Milano potrebbe essere il passepartout per il passaggio in semifinale? È cambiata la regola ed è fondamentale. Infatti vedete sia Inter e Milan 1-0, poi 0-0 là, con tutto che si andava in Inghilterra, hanno foghe, in realtà sono le uniche due squadre che da seconda hanno passato il turno, poi tutti le prime hanno confermato il loro risultato, però si è fatto bene. Il Real Madrid al Libro, cioè è fondamentale far bene a Milano, perché adesso senza la regola del gol doppio, no, è diventata quasi insidiosa la seconda partita in casa. La semifinale è gara a sé, bisogna vedere se sarà Benfica, se sarà Inter. A me non piace 50 percentuali. Se volessimo fare un gioco, premesso che Manchester City veramente buttiamo la moneta, potremmo dire la finale è o Manchester e Bayern, o Bayern e Manchester City, una delle due è Benfica, la butto lì. Perché non so, mi sembra che realmente manchi qualcosa. Già l'anno scorso è stato anche fortunato non solo per le qualificazioni, la stessa finale, perché poi fu dominato dal Liverpool. Quindi io mi voglio godere questa passerella di 11 partite finali, sperando che i miei ragazzi si comportino come adesso. E la Champions è, come ho detto io, è uno sfizio. È uno sfizio che innanzitutto è nobilitato dal fatto che noi per la prima volta abbiamo superato questi ottavi nell'anno dove stiamo stravincendo un campionato. Dobbiamo sottolineare questo aspetto, cioè abbiamo fatto tutte e due le cose ottime nella stessa stagione, cosa che noi tradizionalmente non facciamo, perché privilegiamo una o l'altra e non uscivamo da questa mentalità brutta e provinciale. Quindi questo è già un grandissimo traguardo, di non aver penalizzato, non solo stiamo vincendo il campionato pur avendo fatto non solo una qualificazione. Noi su 8 partite ne abbiamo vinte 7. Non ci siamo accontentati di uno 0-0, oppure si può anche perdere 1-0 con l'Eintracht. No, hai vinto 3-0, quindi calma. Non siamo favoriti né con quarti di finale né con la semifinale, che non significa pessimismo, non significa mamma mia pesantezza, è un fatto storico, cioè nella Champions, se no l'ultimo fuori programma è il Porto di Mourinho, ma sono cambiate tante cose da 20 anni a questa parte. Poi se vincono sempre quelle 3 ci sarà una ragione. Se Manchester City non ha ancora vinto e c'ha Guardiola e ha investimenti qua, perché si deve fare le ossa con l'esperienza. No. Il punto, Valerio, che non dobbiamo cadere in questo tranello che vede, vi ricordate Napoli di Niprio? La stessa cosa, ci fu l'esaltazione, non voglio nominarli i colleghi perché era la più scarsa, e io mi ricordo che ancora ero il ghost di qualcuno, diceva no, era meglio il Siviglia, ma ha già vinto, ma il di Nipro avete visto come gioca, prende pochissimi gol, e quell'1-1 fu definitivo, perché poi ha detto loro nella partita di ritorno non hanno proprio attaccato, era meglio 1-0 e costringerli a loro. Una sola partita avevano fatto più di 2 gol, cioè più di un gol, poi erano proprio risicati. È vero che calcisticamente avevano meno blasone, ma non era una partita vinta a prescindere, sono partite rognose. Il Milan comunque il Milan, non è sulla partita secca, non è che tu dici sei 50 volte più forte del Milan. Su un campionato tu hai visto loro non riescono a reggere i nostri ritmi di 27 partite, ma quelle sono 2 partite, non 27, 28, 38 quanto saranno. Lo vogliamo capire che non sono 38 partite. Quindi sempre per il discorso delle narrative delle cose. Allora, questa è una domanda che aspettavo deve essere valutata con grande intelligenza. Nella vita non devi valutare Totò
George Lucas o Mozart, perché quelli te le dà il Padre Eterno, gli alieni, il caso. Nel senso, la genialità non è frutto di un territorio, è frutto del caso. È vero che Totò è un patrimonio, a parte non solo di Napoli, però poi alla fine del mondo della comicità, della maschera, però non puoi dire che è frutto di un territorio. Il frutto di un territorio è un lavoro dato da tutto un sistema culturale, scolastico, eccetera, ovvero che su 1000 numeri tu hai mediamente 8 persone acculturate, eccetera. Quindi non puoi legarti al genio, perché il genio è il frutto del caso. Allora, che significa? Portiamo un ragionamento che è valido su tutti. Se noi valuteremo quello che sarà questa stagione come stagione singola, diciamo, siamo contenti perché abbiamo potuto vedere una stagione con dei successi, oppure squadre che arrivano fino in fondo, come la Roma, eccetera, molto bene. Vediamo che facciamo l'anno prossimo e l'anno dopo. Se l'anno prossimo faremo bene, beh, allora si sta invertendo, e l'anno ancora dopo si sta invertendo la rotta, perché io sono stato l'unico che ho detto questo europeo vinto in questo modo è la tomba per la nazionale, non siamo andati ai mondiali. Cosa abbiamo fatto prima, cosa abbiamo fatto dopo con la nazionale? Ci teniamo quella coppa, bravo Mancini, bravo i suoi ragazzi, perché comunque l'hanno meritato, l'hanno vinto tutto, ma il sistema non è cambiato. Allora ci teniamo questa stagione, la valutiamo fino alla fine, perché dobbiamo vedere, potrebbe essere buona, speciale o magica per le squadre italiane, quindi ancora non è finita. Ma per dire che è cambiato tutto, e tra l'altro un anno di mondiali dove è stato usurante interrompere la stagione, molte squadre big hanno dato tantissimi giocatori, l'Italia no? Valutiamola poi legata all'anno prossimo, all'altro anno, e invece noi stiamo già decidendo, come quando Gravina, avete visto il campionato italiano, voi siete stati disfattisti, pochi mesi dopo eliminati dalla Macedonia del Nord in semifinale dei playoff, manco siamo arrivati in finale con Portogallo. Quindi calma e gesso, è una stagione particolare che dicevamo, e adesso ce la siamo immediatamente dimenticata che era particolare. Sicuramente dopo tanti anni portiamo una squadra in semifinale, perché questo è sicuramente matematico, una squadra in semifinale in Champions League, però io voglio vedere l'anno prossimo, voglio vedere l'anno dopo prossimo, vedere se cambiano delle altre cose, perché è troppo presto. Chiaramente la stagione è positiva rispetto all'altro, però positiva per esempio rispetto a dei traguardi. Quando andremo a valutare poi il numero di punti, di partite di vittoria, non è così fantasmagorica, perché poi ultima cosa bisogna dire, e questo è fondamentale per onestà, che nelle competizioni europee senza test di serie come il tabellone di tennis, ragazzi, il sorteggio è tutto. Inter fosse stata sorteggiata con Manchester City e il Milan perché erano seconde, con Real Madrid o Bayern Monaca, parliamone. Sono state sorteggiate con le squadre che potevano, e in uno stato di forma pessimo, essere battute. Allora dice, vabbè, ma mica hanno rubato uno. Assolutamente. Però conta tantissimo non essere state sorteggiate con Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco. Il Napoli non poteva essere sorteggiata con le prime perché è stata era prima, e quindi 211 like vuol dire che sono proprio i lurcatori, cioè siamo pieni di gente che non sono nemmeno bellini. Non esiste proprio. Allora, avevo preso altri messaggi, adesso li leggiamo tutti. Massimo, per fare completezza del discorso di Dnipro, certo, ma Guido parla anche di questo quando parla del Napoli, del peso che ha il Napoli in Europa. È qua che dobbiamo chiudere. È qua che dobbiamo chiudere. L'ho fatta pure vedere, feci vedere lo screenshot, non è che non me lo sono dimenticato, ma mica solo quello. Nessuno ricorda che al ritorno c'erano 3 rigori, 3 nettissimi, e il loro gol, diciamo che era più no che sì, perché era più irregolare. Non è che me lo sono dimenticato, io stavo facendo un discorso, non me ne dimentico, anche perché io ci tengo molto di più alle vittorie in europee, l'ho sempre detto. No, io stavo facendo un discorso che mi ricordo veramente lo champagne stappato, che eravamo già in finale, questi Dionisio, e io ho detto calma, bene, però bisogna venire sempre una semifinale europea e andate a vedere come gioca. Io mi ero visto tutto il percorso di questa squadra, avevo visto le partite, non mi piaceva per nulla come squadra, perché era una squadra rognosa,
tipo il Torino, segnava poco, non ti faceva giocare, cosa che è avvenuto. Poi fecero un gol dove c'erano 3 giocatori in fuorigioco, non uno, e non di mezzo centimetro, me lo ricordo benissimo. No, Sotto la curva A. È un discorso che mi interessa per la crescita complessiva che sta tentando di fare Spalletti, parlando proprio zero delle situazioni arbitrali, e continuano ad esserci le situazioni arbitrali, perché non è che quest'anno siamo favoriti, anzi ci sono più cose che non mi piacciono che cose che mi piacciono, e poi la considerazione europea, come il Napoli si è approcciato all'Europa League negli anni, dicendo che era più una cosa pesante, una scocciatura, che non un campionato che gli interessava. Se quest'anno, hai capito, stiamo dando altri segnali che la vogliamo fare la Champions, perché poi c'è tutto un altro tipo di prestigio, e lo vedrete quando arriveranno le offerte quest'estate. Cerchiamo di cambiare proprio la mentalità generale. Certo che ho visto la Roma ha perso, la sconfitta della Roma è pesante, Mourinho si giocherà veramente le sue chance in Europa League. Uomo di coppa. Vedete, incominciano a essere tanti punti da recuperare dalla Lazio, eppure erano solo pochi, no? E intanto la lotta Champions sarà una lotta che porterà via molta energia a queste squadre, altro che stiamo arrivando, molte energie. Però non è un problema che ci riguarda. Noi veramente fa poche giornate, perché bisogna azzannare anche le prossime 2 partite. Potremmo essere già matematicamente. Sei scaramantico o hai paura di vincere? No, io citai anche il film con Brad Pitt. No, assolutamente non sono né scaramantico sul fatto dell'Europa né paura di vincere. Ho solo 50 anni e tanta esperienza. No, assolutamente. Io ho grandissima voglia di vedere trionfare i nostri colori. Saprò come mi godrò questi momenti. Ne parlavo proprio oggi pomeriggio con la mia splendida compagna, che ha detto no, noi dobbiamo andare a Napoli quei giorni, assolutamente. Ti facevo vedere le foto dei vicoli, come si stanno, esiste proprio chi abbia colorando. Potete immaginare. L'altra volta vi dissi, io non dimentico proprio le umiliazioni verbali, la violenza verbale, la maleducazione che abbiamo subito in tutti questi anni. Poi la memoria è un'arma a doppio taglio, quindi non me ne frega proprio niente né della scaramanzia né delle parole, mi voglio proprio godere ogni singola emozione. Però l'Europa è oltre che proprio banale dirlo, un altro campionato, perché proprio effettivamente un altro campionato, ci sono altre squadre, altri arbitri scelti in un novero diverso, un ventaglio diverso, ma poi quelli hanno vinto 7 Champions League, noi 0, più hanno fatto 5 finali, qualcosa vorrà dire, no? Nel nostro museo ancora non abbiamo. Ci deve essere una verità di mezzo, Guido, perché io non posso né sopportare quelli che dicono che adesso metteranno in campo l'esperienza delle 7 Champions League passate, né che il Napoli sia favorito. Non lo posso proprio accettare, perché ma lo stiamo vedendo con la famosa classifica comparata non solo questo. Di questa domanda. Allora, piccolo dato, la seconda in classifica di quest'anno, facendo conto dell'Inter a 53, è quella con meno punti alla 27esima degli ultimi 6 campionati di Serie A, dunque dalla stagione 17-18. Beh, io era sicuramente lì simpaticamente, perché non c'era nessuna vena sarcastica, anzi c'era un invito al nostro mister, io non so se ci ascoltò, però alcune risposte che ha dato in conferenza stampa ci fanno propendere più sul sì. La prima, no, che era legata ad Arturo, e la seconda messa a Crocodile Dundee, cioè presi in prestito letteralmente 2 scene, 2 film, per dire questa deve essere la nuova filosofia di vita che ci accompagna, no, nell'ambito dell'analisi del campionato. E vi dissi, guardate, ci metto, ovvio l'espressione ci metto la faccia, però ho detto, io do sempre la mia posizione intellettuale di come guardo il campionato, io vi dico che stressare, cioè che inseguire sarà stressante, e se il Napoli non dà questi segni di cedimento sarà molto stressante. Quindi quello che io sto studiando, mi aspetto che ci sia un margine superiore rispetto agli altri, ed è quello che sta succedendo.
che stai proprio mollando. Dicessi il Napoli o lo stravince o non lo vince. Sì, ho detto il Napoli deve, quella è la per me non è come quello che dice ma io l'ho detto ad agosto, l'ho detto no, io vi ho detto come lo vincerà il campionato, non che lo dice come, pure qual è ho detto no, si mette, lo deve stravincere. Ecco perché adesso ho lanciato il mio auspicio di onorarlo perché lo sta disonorando, cioè di mantenere questa fame senza l'ansia di dover farne 102, i suoi 92, 93, no? Va benissimo. E quindi le altre squadre stanno proprio a dispetto delle dichiarazioni fanciate, stiamo arrivando, 11 finali, questo cosa che sono, in realtà stanno mollando progressivamente perché diventa stressante, perché poi c'è tutta una linea editoriale che abbiamo visto, no? Abbastanza generalizzata, ma tu la puoi escludere la classifica, no? O meglio, puoi escludere il Napoli dalla classifica e poi dici no, ma noi stavamo parlando della Champions, ma la classifica è quella, no? Almeno le prime 8 falle vedere, le prime 7, però in realtà per quanto le escludi, per quanto non ne parli, per quanto non siamo scomparsi dai giornali, siamo ricomparsi dopo la sconfitta con la Lazio a prima pagina, però la classifica è quella, cioè comunque non scompare, cioè scompare nella narrazione e i giocatori non la guarderanno, però quando la guardano perché vogliono vedere adesso la Roma, comunque è mortificante stare non siamo più in doppia cifra, no? Sembravano tanti quando il Napoli era andato a doppia cifra sopra i 10, qua il Napoli rischia di andare sopra i 30. Mamma mia, no, ripetiamolo perché veramente sembra che ci stiamo abituando a questo distacco così enorme. Però lì, tanto lo salutiamo, io voglio abbracciare umanamente e culturalmente quello che ha detto Fazil Ghulam, perché di una lucidità, un'intelligenza, di una sobrietà incredibile. Ha detto non si deve dare per normale l'eccezionale, soprattutto di una squadra, una società che non è il Bayern Monaco che ha vinto 10 perché hanno fatto un paragone veramente cretino, come il Bayern non ne parli. Perché poi a volte uno straniero solo per nazionalità, no? Non è detto con tono, insomma, di prendere distanze, è semplicemente che ha un passaporto non italiano e ti viene qua, ci fa lezione di intelligenza, ha detto no, perché è una frase di una lucidità nella sua semplicità, ma è molto incisiva, perché ti racconta tante cose, ti racconta quello che ci è stato raccontato, quindi io sposo benissimo. Perciò ho detto godiamoci, e mi sembra che è stato, non so se diciamo hashtag, quella, godiamoci il percorso, perché l'assuefazione deve essere proprio, scusate, sto per starutire, chiedo scusa, chiedo veramente scusa, cioè deve essere l'ultima delle nostre proprio cattive idee, no? Godiamoci il percorso perché è vero che siamo più forti, lo dicono tutte le statistiche, tranne quelle che escono su Tutto Sport, che non so come si inventano, però diciamo, però nello sport intanto devi scendere in campo, devi vincere, tu hai vinto perché sei più forte, ok, hai confermato quello che dice il campionato, però non è mai scontato. Io mi ricordo un anno, e quella cosa mi ha segnato, una finale dove arrivò l'Arsenal, che giocava molto bene, Wenger, che fu espulso il portiere al secondo minuto, è cambiata tutta la finale, e poi la persero quella finale, quindi si deve prima scendere in campo. Anche questo può sembrare una banalità, però in realtà per vincere, ricordate il 3-0 di quel che poi non era un tifoso, era un VIP esposto allo stadio, ma no, adesso come non sarà 3, saranno 30, noi non faremo 3-0, ci dobbiamo aggiungere lo 0. Allora, com'è possibile che 500 persone annunciano sui social di andare in una città estera a fare casino e nessuno li ferma? Per il governo erano turisti, ma dopo i vandalismi nulla. Quindi abbiamo visto varie altre cose, oltre a quello che è successo con l'Eintracht, vari tumulti e tafferugli anche con la Real Sociedad a Roma. Insomma, non sta migliorando la situazione sotto questo punto di vista. Io credo che ero un bambino di 11 anni quando ero all'Esel, no? Sono un uomo vecchio ormai, ed è molto triste che Valerio mi faccia questa domanda, non perché Valerio è colpevole di qualcosa, perché dovremmo parlare d'altro, no? Di sport, oppure quando noi divaghiamo di musica, di cinema, di letteratura, quello che... ma me la deve fare perché purtroppo è cronaca, è vero, no?
E io credo, perché vi dico questo, che ormai la problematica non può essere più affrontata, anche quando si dicono sempre la Thatcher ha fatto, dovrebbe essere affrontata in chiave generale europea, perché sennò poi si fa come il Covid, no? Che abbiamo nazioni che si trovano in uno stato diverso, no? L'Italia a un certo punto è andata bene, poi apre tutto, gli altri erano a quello che noi avevamo vissuto 3-4 mesi prima e facciamo un grande puntini, no? Certo, ci sono nazioni che hanno un grado, oltre che di civiltà, un genere sociale, ma anche di seguire gli appuntamenti sportivi diverso. Vabbè, quindi su loro devono lavorare in maniera molto più breve. Però questo è arrivato il momento dove i campionati nazionali si diano una svegliata, si dia un protocollo comune, perché piuttosto che le cretinate della Superlega che devono salvarci il calcio e sono indebitatissimi, qua serve una visione, parla uno che si occupa di cinema, cioè a prescindere il gioco nel terreno di gioco, scusate la ripetizione però, cioè qual è il calcio che io voglio vedere nel futuro? Perché se io voglio fare l'ipocrita come adesso nelle grandi città, poi faccio, cioè poi quando invece sono io mi sto zitto Gasperini. Se io dicevo no, io voglio gli stadi strapieni, e questo sicuramente ha ragione, ma di gente che va a vedere la partita e non ha nessuna preoccupazione poi di tornare a casa ferito, con occhi mi ricordo quella signora di Bergamo vedere una partita dell'Atalanta, tifosa dell'Atalanta, cioè, per me è inconcepibile che tu vai a vedere una partita e perdi un occhio, una cosa che mi segnò ed era successo dopo lei. Io me le ricordo queste cose. Gasperini no, ma io me le ricordo queste cose. Però non si sente a volte. Quindi la prima domanda che dobbiamo farci, non Valerio io, perché io già ce la siamo fatta e ci siamo risposti. Signori, che calcio vogliamo? Stiamo costruendo tantissimi stadi nuovi in Europa, non in Italia, perché o ammodernare, o si parla di che cosa dobbiamo fare dell'Old Trafford o dello stadio del Liverpool, ampliamo questa cosa. Quindi stadi che stanno tornando a dimensioni non quelli dell'Azteca, 115.000 spettatori, ma non più 20-30, di nuovo sui 60, 60, 65, 70. Ma come li vogliamo riempire? E né può essere un impegno economico di forze dell'ordine ingente, sottratti a tante cose di una città, ogni partita, anche perché non è una finale, in ogni campionato, ogni domenica si gioca. Quindi questa è la prima interrogativa, che non può essere secondo me più affrontato a livello di Italia, di Francia, perché Valerio ha detto una cosa molto purtroppo triste ma vera, e Valerio non ha voluto citare gli episodi quando i vandali, perché quelli sono vandali, sono tifosi, no? A Roma hanno devastato un monumento storico come la Fontana del Baccaccio. Perché mo sembra colpa, non è una mia presa di posizione a difendere questo governo, sono problematiche che continuiamo a non affrontare e vengono strumentalizzate politicamente a seconda che io sto per una volta all'opposizione, non andiamo da nessuna parte. Tanto è vero. Quindi, secondo me, scusate, la prima cosa ho detto, che calcio vogliamo vedere, cioè come si fa? Io una volta ho partecipato, a una bellissima lezione del city manager della città di New York, così faccio un omaggio al nostro amico Valerio, che ci disse come era stata pensata la New York di adesso, coinvolgendo tutte le forze imprenditoriali, civili, cioè, e avevamo fatto la lista di quelle che erano le priorità di New York, e loro l'hanno cominciato a realizzare quello che c'è una priorità per quanto riguarda alcune città, è prioritaria, non so, una banda veloce, iper efficiente, anche gratuita, che puoi avere nei parchi o sui tram, cioè, in metropolitana, cioè. E mi fu una grandissima lezione di economia e di amministrazione politica di una città, no? La stessa cosa, perché poi il mondo non è compartimenti stati. Come lo vogliamo vedere sto calcio? Questa strada, non solo più italiana di omertà ipocrita, ha visto che non va bene, cioè, questo lo possiamo dire, ma secondo me non va manco più bene dire ma la Thatcher ha fatto più, perché quello è nell'85. Adesso il calcio è molto cambiato, non c'è stata la legge Bosnia, quindi secondo me quel sistema, che sicuramente ha portato grandissimi benefici per l'Inghilterra, non dico che è superato, ma può essere e deve essere migliorato da strategie. Io lancio sempre invece proposizioni, scusa Valerio, non sono altro che disfatto, da strategie che possano essere comuni, proprio per non trovarci poi in quella condizione che abbiamo come pensiamo al stadio Maradona adesso, che c'è
non puoi portare la bandiera lì. Situazioni dove trovi in Spagna un certo tipo di regolamento e di usi e consuetudini, in Italia un altro, in Lussemburgo, anche se è un campionato piccolo, per dire che è uno stato civilissimo, zero criminalità, tasso di disoccupazione 2%, il più alto reddito pro capite al mondo in Lussemburgo, più di Hong Kong, di Monaco, cioè, è chiaro che tu nella comunità economica europea, nell'Unione Europea, hai il Lussemburgo, l'Italia e i vandali dell'Eintracht Francoforte. Il Lussemburgo è un campionato piccolissimo. Allora ispiriamoci migliori. Woody Allen in una battuta geniale su cui dice: nomini sempre Dio. Ma se mi devo ispirare a qualcuno, mi ispiro al migliore. Ecco. A gruppi, quindi la Thatcher va benissimo, ma si può fare. Però la domanda è una sola, ragazzi, e non è la nostra. I grandi dirigenti di vari campionati, che calcio ci volete regalare? Quello della Superlega? State per buono. Considerazione di Valentina che secondo me è interessante, non è da escludere. Forse sul calo delle squadre europee in Champions può aver influito di più la parentesi mondiale, avendo più giocatori che partecipavano al mondiale e molti non hanno incisi allo stesso modo. Sì, ma infatti quello che stiamo, diciamo, monitorando di tanti, cioè poi io non mi occupo 24 ore su 24, quindi mi scuserete se non conosco tutti i giocatori a memoria, tutte le prestazioni, fin troppi i numeri che ho, che accumulo, e cerco di essere preciso. Però sì, è un dato. Infatti ho detto, io sulla interruzione dei campionati con il mondiale che si gioca, dissi: non abbiamo nessun parametro, infatti non vi dico nulla, non posso dire succederà questo, ho detto, perché come posso legarlo se non ho nessun parametro? Dovremo capirlo, e tra l'altro non sarà così la prossima volta. Quindi basti pensare per esempio dei giocatori del Milan ci hanno messo parecchio a ritornare, che quelli che avevano fatto il mondiale fino a, pensi, i francesi, a ritornare in uno stato di forma buono, no? Per loro. Poi quello che diciamo sul nostro immenso capitano, e non diamo mai per scontato che lui abbia sempre queste prestazioni costanti, ma come non è un robot di Lorenzo, non lo sono De Bruyne City piuttosto che Leao del Milan, non è che vale solo per il nostro capitano. Chiaro, vedremo MG sul Fire, perché ma infatti vedi che poi c'è un amico Bellino che si ricorda, ma quella fu una pagina bruttissima, c'era un altro governo. Il problema, Valerio, che lì non hai, sto sentendo tante prese di posizione contro questo governo, ripeto, non sono un difensore, poi io politicamente sono totalmente stato sempre penalizzato dalla politica, proprio perché non è stato mai venduto, quindi figura, è un fatto di buonsenso. Come fai, la sbagli. In più, essendo liberi cittadini, ok, quelli non erano andati a vedere la partita, però nessuno ti vieta di prendere un treno, giustamente, no? No, ma se li riunivano nello stadio, ho capito, ma ci devono arrivare. No, ma erano tutti insieme. Ma se a un certo punto uno vuole prendere una bottiglia e sfasciare qualcosa, cosa che non bisogna fare, è sbagliato che comunque dei teppisti napoletani sono caduti in provocazione, ma sono caduti o volevano realmente fare tutto molto triste. Il punto è che noi la violenza totale dalla Bibbia al 2023 non l'abbiamo sconfitta. Possiamo sui grandi numeri limitare moltissimo, no? Cioè, alla fine su 1 milione di persone il male assoluto esiste, perché nasce una persona che ha il male dentro di sé, no? È quella. Come c'è il genio, come c'è Totò, c'è purtroppo anche il genio criminale. Però, diciamo, poi costanza dopo costanza, generazione dopo generazione, ridurre gli episodi di devianza sociale, e queste sono devianze sociali, dobbiamo dargli il nome e cognome, tifosi, no, è devianza sociale. In sociologia si studia, ogni tanto bisognerebbe rimettere l'italiano al centro del progetto, perché quella è sociologia, non c'entra niente il calcio, quelli sono deviati. Cioè una persona che, ma semplicemente una persona che va per esempio armato con coltelli a vedersi una partita, una persona deviata. Io vi do una confessione brevissima, non vado più con la macchina fotografica in nessuno stadio, perché me la sequestravano, oppure devo fare storia, oppure la devo insegnare, ed è una cosa che, perché devo fare questioni per la macchina fotografica, perché è un tema seria, professionale, cioè. Quindi ho perso il gusto di andare, adesso puoi fare col telefono, no, perché io avevo il gusto di fare belle foto, che
avevo per ricordo sviluppata, ingrandita, cioè, ho perso il gusto. Allora, e poi mi arrabbiavo, dicevo, ma come, io non entro, non posso entrare con una macchina fotografica, non credo che sia un oggetto contundente, e poi si sono accoltellati, una cosa assurda. Allora, Sì. ma io non mi pongo non il problema, perché per andare con un coltello significa che ho dovuto comprare un coltello, l'ho messo anche non nascosto, significa che sono una persona deviata, perché non ha nessuna utilità un coltello, una partimento, una macchina fotografica, perché pure io per ricordo voglio. Io non avete mai notato, ma una delle foto che vedete nell'altro inquadratura, non questa, è lo striscione che cade in curva B nel Napoli Juventus 2-1. Era una foto così piccola, all'epoca mi ricordo che l'ingrandimento mi costò 40.000 lire, quando mia madre la scoprì mi fece una cazziata nel 1987 enorme, ma potevo fare quell'ingrandimento perché era una fotografia professionale, con la macchina professionale, eccetera. Ma ha una logica portarsi una macchina fotografica a un concerto, a una gita? Non ha nessuna logica un coltello, se non quello che sono una persona deviata. Allora, su questo discorso di Manfredi bisogna fare un po' di chiarezza. Ostruzionismo nei confronti del Napoli, aggiunge Alberto, iniziando dal monumento dedicato a Diego fino all'opporsi agli addobbi in città. Guido, mi è arrivata insomma su video un po' di sarcasmo, un po' di ironia, però dobbiamo essere precisi. Non è che Manfredi ha detto non si può esporre una bandiera, ha detto non imbrattiamo i monumenti. Beh, i tempi diciamo sono cambiati, e lì c'è anche da dire, perché me lo ricordo bene, io lì per esempio tante foto durante quel periodo, foto che poi fece anche prima, mi sembra. Luciano De Crescenzo ha pubblicato un libro fotografico che si chiama La Domenica del Villaggio, ve lo feci vedere una volta il video, adesso non ce l'ho qui perché sono in un'altra casa, cioè su casa proprio nostra, e mi ricordo che misero la maglia del Napoli alla statua di Nettuno, per dire. È vero che ci fa sorridere, una nota di colore, ma bisogna trovare un giusto compromesso, no, tra un addobbo che mantenga quell'anima pura e popolare dell'accezione più nobile, che sia chiaro, del Napoli, e adesso anche una certa accortezza e nel rispetto di quelli che sono monumenti che comunque ugualmente danno lustro, prestigio e bellezza alla città. Ti aggiungo un'altra cosa, che non toglierei il sindaco che già no, anche per spiegare quello che è, quello che sarà probabilmente, perché è inimmaginabile. E io sto cercando di spiegare ai miei amici qua in America, ragazzi, voi non avete idea di quello che succederà, e sono anche un po' preoccupato, nel senso che nel festeggiamento ci saranno danni alle macchine, ci sarà gente che salirà sopra a cose e a proprietà di altri, e bisognerà stare attenti, perché si andrà oltre con le euforie, lo sappiamo come funziona, e quindi questo è difficile da spiegare. Mi reputo un privilegiato da questo punto di vista, e ve lo cito solo a carattere da cronista, ammettendo che sono un privilegiato, ma non perché mi reputo migliore di voi, è solo un fatto casuale. Però molti di voi siete privilegiati, che siete molto più giovani di me, ed è meglio essere giovani, meno acciari. Quando il Napoli vinse lo scudetto, mi ricordo che Galeazzi entra in campo, successero tante cose. All'epoca non c'erano gli highlights, c'era nonantesimo minuto, poi la domenica sportiva, e veniva trasmessa il secondo tempo di una partita, no, cercando di accontentare tutte le squadre. Il San Paolo era stracolmo, era difficilissimo trovare i biglietti in genere nelle partite, figuriamoci l'ultima partita, e mi ricordo non vidi Napoli-Fiorentina perché fu probabilmente impossibile trovare i biglietti, e con papà e con padre della mia migliore amica noi speravamo che facessero vedere la diretta, però era vietatissimo. Ragazzi, gli ultimi minuti di Napoli-Fiorentina, la Rai poi fece vedere comunque il secondo tempo, si collegò, e quindi vedemmo questa scena con Galeazzi che intervista Bianchi, che sembra quasi per dire: scusate, devo andare un attimo a casa, sono stanco di dormire presto. La riservatezza e la misura di Bianchi, Luciano De Crescenzo che era nascosto con Marisa Larita con i fotografi, tante cose belle. Ma la cosa bella fu il dopo, che Garella, mi ricordo intervistato,
fece subito i complimenti a questa gente, disse tutta questa gente lo aspettava da una vita, realmente una vita, no? Pensate, l'ha scritta fuori fuori al cimitero, e non ci fu nessuno che fece invasione di campo, quando invece tutte le squadre fanno invasione di campo per lo scudetto, e non successe nulla di clamoroso in città, nonostante, a parte molto traffico. Quindi in realtà ci fu un grandissimo esempio di civiltà, inaspettato per i giornali del nord, nonostante un bordello incredibile. Ma la cosa più bella fu una festa realmente popolare, lì invece me ne ricordo, camminavamo per la città, e mi ricordo in particolare di stranieri che si venivano invitati da signori dei quartieri spartigiani, non capivano, tu gli spiegavi con l'inglese da ragazzo di 11 anni, cioè da 13 anni, cioè, che niente, Napoli aveva vinto lo scudetto, il signore dei quartieri, il signore nel senso più nobile, ma avevano cucinato, perché per una settimana fu festa nelle zone più fuori del Napoli, e quindi questa gente che era lì in Napoli per vari motivi veniva invitata su tavoli messi per strada e festeggiava lo scudetto del Napoli. Ricordo insomma tante cose belle. La mia invece preoccupazione è quella che Valerio, con la sua solita intelligenza e precisione, è quella intanto di vedere la cafonata del pullman scoperto che fanno tutte le squadre, immagino di traffico, casomai incidenti, perché non è l'anima popolare quella autentica, quella unica e verace non possiamo qua far nulla come controllo. Quindi sulle manifestazioni di colore abbiamo visto, no, i cartonati con i calciatori già in gradini, alcuni via del quartiere Spagna, quella è una cosa bellissima. Sulle esagerazioni temo che qualcuna ci sarà, no? C'è adesso una foto di un vicolo e un noto giornalista, avete imbrattato il vicolo. Beh, non ricorda che quando il Napoli vinse il primo scudetto, io ho tutti i giornali, ve li farò vedere per ricordo conservati, era sparito l'azzurro in tutte le ferramente della città, perché non c'era un gradino che era stato ridipinto di azzurro. Però se tu parli sempre di Napoli, ma una certa narrazione, adesso però non sto giustificando che vanno fatte certe cose, però non la puoi neanche spersonalizzare in un minuto. Cioè Napoli è Napoli e Napoli sarà Napoli. Quando cadrà Napoli, sono d'accordo con il maestro Luciano De Crescenzo, sarà un giorno triste per l'umanità, perché è l'ultimo avamposto dell'uomo d'amore, e noi uomini d'amore speriamo sempre che anche nella persona più corrotta alla fine ci sia, come in Wall-E, il meraviglioso film della Pixar, un granello di vita, poi si riaccende e ritornano a rifiorire i fiori e ritorna a rifiorire l'amore. Quindi Napoli non deve cadere. Mi spiace per tutti voi che avete in questi Sperato, noi amici bellini, no? Però diciamo va organizzata bene, qualche episodio, come ha detto, speriamo, ecco, per esempio, che non ci siano atti per troppe famiglie, che un po' si trova la macchina rotta, ha detto, capì, pure io sono tifoso, mi ha rotto il vetro della macchina. Purtroppo sarà inevitabile. Sotto questo aspetto è un bene forse aver condotto il campionato con un simile vantaggio, ci apprestiamo a vincere avendo un po' già assorbito la foga eventuale di vincere all'ultima giornata. Questo ma a parte che è un'osservazione giusta, io credo che invece, permettetemi, è una mia opinione, nel senso che è un'osservazione assolutamente giusta e la condivido al 1000%, che persone come io penso Mario, no? Che non sento da un po' di tempo, Mario l'ottimo Mario Bellino, no? O Valerio, io comunque difficilmente, ma manco da ubriachi, diciamo, faremmo un atto vandalico, cioè, è che determinate persone poi sono tifosi a modo loro. Io questo famoso codice insomma, lo trovo abbastanza discutibile, no? E ovviamente tutta questa attesa di questi anni ha finito per esasperare gli animi. Una delle diatribe più stupide e irrisolte del cinema, no? È che non puoi far vedere film violenti perché e mi leggo a quello che stiamo dicendo, perché così fomenti e ispiri la violenza, che in realtà c'è sempre stato, non è che prima del cinema non si sono fatte guerre, omicidi, stupri, purtroppo. Allora un giorno io ho fatto questa riflessione, ve la cedo, poi può essere stupidissima. All'epoca io avevo visto 18.000 film nella mia vita, ma l'ho superato di gran lunga queste cifre. Quindi qualche film l'ho visto in vita mia. E i mafiosi, i camorristi, no? Penso a tutta la famiglia di Casaldi Principe che si era fatta fare la casa uguale a quella di Scarface, no? Quelli che sparano con le pistole, mentre così. Non è che sparano perché hanno visto Scarface o la casa di Scarface, perché sono delinquenti.
Sparerebbero in un altro modo, ma sempre sparerebbero, perché altrimenti io che ho visto molti più film di gangster di loro, ma centinaia, potrei essere ispirato, e che nell'animo io non me lo sogno minimamente, non di sparare, cioè anche di schiaffeggiare una persona, per dire. Quindi, tornando al tifo, ci può essere che uno, soprattutto nel traffico, puoi fare un tamponamento, perché poi è un traffico incredibile, però una cosa è un attimo di disattenzione, un'altra cosa è quella che ha sottolineato Valerio, ha sottolineato l'amico Bellino, che una foga che poi è con anime esasperati, le persone che hanno un certo modo, vogliamo dire, di vivere il tifo, per me quello non è vivere il tifo, però diciamo vivere la vita. Beh, ma non è il fatto della vittoria, è che loro hanno un certo modo, perché poi noi non sappiamo nel corso di questi anni quante cretinate o rotture, cose hanno fatto, no? Perché non sono andate casomai su tutti i giornali. È chiaro che invece per persone più, pensa se avessero sentito Valerio tante persone il tuo canale in questi mesi, no? E si fossero fatti sedurre non dal lato scuro della forza, ma dal lato chiaro di Guido della Forza, e godiamoci il percorso, si sarebbero goduti del percorso e oggi non avrebbero nessuna ansia, ma una gioia che si è moltiplicata, no? Come cambia, no? Da che tu sei una pentola a pressione, quindi quando succederà boom, casomai fai qualche cretinata, e invece ora lì non solo quel giorno, una gioia infinita, ma tutte queste tappe, no? Sono tutte 10 più 10 più 10 più 10 più 10. Però, ripeto, Valerio tra l'altro non vive in Italia, non è il prefetto, non è il questore, io nemmeno sono il prefetto e il questore, cioè, non caricateci di responsabilità che non solo non ci competono, ma non abbiamo proprio neanche il potere legale di... Guido, nel salutarti, perché sono anche un po' incuriosito dal derby d'Italia, che non ci riguarda, però sono un po' incuriosito e volevo ringraziarti per essere intervenuto. Questa domanda, che può sembrare banale, secondo me ce la conserviamo e poi la affrontiamo a fine stagione. Per ora la mia risposta, perché io mi ricordo, poi ho spesso argomentazioni lunghe e noiose perché sono una brutta persona sul web, Danny Boyle, con la consulenza, ma solo la consulenza un po' di Nick Horby. Mi piacerebbe che fosse un regista che ha una grande capacità descrittiva, emozionale del cinema, che ha affrontato vari generi, che non sia italiano ma sia europeo e non americano, perché comunque un americano non lo capirebbe, e quindi chi vorresti che girasse un documentario il regista di 127 ore, di Millionaire, di Piccoli omicidi tra amici. Ok, quindi Guido ha risposto a una domanda della live precedente, che non manca. Ce la conserviamo e vi risponderò, esatto. Perché Valerio giustamente disse no, Guido ci deve pensare, però andava gratificato, amico Bellino, ci ho pensato e ve l'ho anche motivato, nel senso una persona che ha il giusto distacco ma non è freddo, che sa affrontare i generi e comunque deve essere un europeo, perché altrimenti non lo capisci, se non lo capisci il calcio non lo puoi raccontare, un po', almeno lo devi capire, un americano adesso ancora non lo capisci. È vero. Nonostante sono dei grandi maestri, non potessi dire, è ovvio, potevi rispondere subito Michael Moore perché è un maestro del cinema documentario, però se volete la mia risposta, cioè, perché sarei io il primo curioso e appassionato per vederlo. Era presente, non mi ero dimenticato e ci ho riflettuto, no? Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, per la pazienza, una buona sera a tutte le amiche Bellini, gli amici Bellini e a Valerio. Vabbè, oggi è San Giuseppe, salutiamo almeno in Italia tutti i Giuseppe, i Peppe, i Peppino, i Pino, ma soprattutto tutti i papà. Un abbraccio a tutti. Ciao. Un abbraccione a Guido Gentile e io saluto voi ragazzi, lo so che è pure lo sfizio di vedervi il derby, però quindi questa domanda la riportiamo alla prossima. Abbraccio e condivido questa speranza. Se i calciatori del Milan credono alla storia del blasone e cadranno vittime della loro stessa narrativa, speriamo che vada proprio così. E ci sono amici georgiani, forza Kvara, forza Napoli, good performance for Kvara, absolutely yes. Dato Gelashvili, e poi non voglio sbagliare il nome perché Kvicha Kvaratskhelia, e su questa richiesta di Massimo Selvaggi, perché lui la butta lì, una live a Napoli, gentile fluido per la festa scudetto,
io vi dico, ascoltatemi bene, pigliate carta e penna, il fatto del Fluido.net, perché ci sto ragionando